Cari amici di Mestre Mia, buon pomeriggio. Come anticipato in tutti gli ultimi giorni, comincia adesso, fra qualche istante, qualche minuto, la lunga maratona fino alle 19:30 e forse anche oltre, con i candidati consiglieri comunali di municipalità delle varie liste o di altri o dei vari partiti. Ieri sera abbiamo finito gli incontri elettorali a due, quindi con di segno opposto naturalmente. È stato, come dicevo ieri sera, è stata questo tipo di trasmissione è stata molto seguita, sono state molte le domande che poi abbiamo anche rivolto ai candidati sindaco e ai candidati consiglieri comunali, però voi sapete che sono molte centinaia le persone che sono candidate, per cui abbiamo voluto dare, dato che siamo un'associazione mestrina, la possibilità ad altre 50-52 persone candidate appunto in municipalità o in comune di potersi promuovere, di poter portare avanti la propria convinzione per quanto riguarda le proprie idee, per quanto riguarda la città, e quindi siamo qui appunto oggi pomeriggio. Volevo dire una cosa perché mi è stata chiesta e quindi probabilmente anche più avanti durante la trasmissione riprenderò questo concetto. C'è molta incertezza per quanto riguarda la possibilità di fare e come fare il voto disgiunto. Allora il concetto fondamentale è questo, che si vota soltanto un candidato sindaco e non due candidati sindaco, cioè se si vota un candidato sindaco e poi si vuole votare un'altra lista, magari specificando anche il nome di uno o due candidati per un'altra lista che può essere sia collegata al nome di quel candidato sindaco che anche un altro, l'importante è che non si barri il nome di un secondo sindaco. Quindi se si vota e si vuole barrare il sindaco numero 1, naturalmente non facciamo nessun nome, non si può barrare anche il nome del sindaco numero 2, anche se le persone che si vogliono scegliere come candidati consiglieri appartengono alla lista di un altro sindaco. Quindi questo è fondamentale, perché se dovesse essere invece scelta lo sbaglio, perché è un errore, di barrare due nomi di sindaco, la scheda viene annullata. Quindi mi raccomando questo concetto, perché già sarà molto difficile e complicato votare per la regione, senza parlare del referendum, ma comunque referendum, regione, comune e municipalità, ci saranno molte cose a cui prestare attenzione, quindi mi raccomando questa. La scheda viene annullata se i nomi sono due. Bene, allora io direi che potremo cominciare. Vi ricordo che ogni candidato avrà a disposizione 3 minuti per proporsi, poi vedrete il cambio di persone, quindi in altri 2 minuti, 1 minuto, e quindi saranno a ripetizione. Cominciamo tra l'altro cominciamo con una donna e finiamo con una donna, e devo dire che il nostro appello affinché ci fossero molte donne che si presentassero a questa maratona è stato accolto, perché siamo quasi a metà del numero delle donne contro quello degli uomini. Bene, allora io direi di cominciare. La prima signora è Laura Urbani de Gelthof, che invito a sedersi, se vuole restare seduta, prego, e quindi può cominciare quando vuole. Buongiorno a tutti, io sono Laura Urbani de Gelthof, sono nata e vissuta a Venezia, ancora ora ci abito, sono candidata per la lista Terra e Acqua. E il motivo per il quale ho deciso di mettermi a disposizione, di candidarmi per questa lista, è che mi sono trovata finalmente in contatto con un gruppo di cittadini che ciascuno con le proprie competenze, le proprie capacità e ciascuno dei quali con la propria libertà intellettuale di potersi mettere a disposizione senza tessere di partito, senza appartenenza politica, ma tutti con un unico obiettivo, ossia quello di migliorare lo stato delle cose. La nostra città, le città sono Venezia, Mestre, Marghera, sono 3 entità separate, hanno caratteristiche e peculiarità diverse,
e ritengo che appunto l'attuale amministrazione non abbia fatto finora una gran distinzione tra queste tre realtà, considerato semplicemente il fatto che vengono genericamente tutte e tre accorpate in un'unica dicitura le città di Venezia, quando sappiamo bene che sono tre entità distinte, ciascuna di esse ha le proprie peculiarità e ciascuna di esse ha la necessità di essere valorizzata nella giusta maniera. Negli ultimi anni purtroppo ci siamo trovati a vivere una situazione di peggioramento nel quale, diremmo, queste tre realtà sono state ugualmente declassate. Venezia come grande parco divertimenti, sorta di parco tematico, nel quale anche, diciamo, il turista poco rispettoso tutto sommato non viene più di tanto redarguito. Mestre come dormitorio di Venezia, con l'incremento, specialmente negli ultimi anni, di costruzioni, l'incremento di questi giganti, questi alberghi in mano a holding straniere che chiaramente vanno anche a inficiare l'economia locale e la realtà degli albergatori locali. Marghera invece è stata un attimino relegata a diventare una sorta di luogo di speculazione a discapito della salute dei cittadini. Fortunatamente abbiamo la possibilità di cambiare veramente qualcosa, facciamo ancora in tempo, perciò il 20 e 21 settembre votate Terre d'Acqua. Cambiare musica. Grazie, benissimo. Continuiamo la nostra rassegna di persone. Abbiamo Paolo Ticozzi, che invitiamo ad accomodarsi. Buonasera, grazie. Posso andare? Prego. Allora, io mi chiamo Paolo Ticozzi, sono candidato in consiglio comunale nella lista del Partito Democratico. Ho 35 anni, sono nato, vissuto e cresciuto a Mestre, sono figlio di Domenico Nico Ticozzi e Marina Bello e ho preso dalla mia famiglia la voglia di lavorare anche. È una famiglia che tradizionalmente è stata sempre impegnata, anche storicamente, nella città di Mestre, lavorare a livello civile per la città. Sono un docente di informatica, lavoro al liceo Bruno Franchetti, nella sede del Bruno, dove sono anche il responsabile del contrasto della prevenzione al bullismo e al cyberbullismo. Il mio impegno nasce da prima della candidatura perché per 15 anni ho lavorato nell'associazionismo culturale e sociale cittadino. Con luoghi comuni, associazioni che ho fondato, mi sono occupato di rigenerazione urbana prima che questa diventasse una cosa di moda. Abbiamo organizzato eventi culturali nel centro di Mestre e non solo, per arrivare a creare dei salotti urbani all'epoca temporanei, però per dare un impulso. Faccio parte anche di Aris Venezia per l'altra economia, l'associazione di secondo livello nel quale sono il direttivo e che organizza i mercati del biologico. Mi candido perché voglio una città viva, voglio una città solidale in cui nessun cittadino possa rimanere indietro. Voglio mettere a frutto le mie esperienze trasversali all'interno della città in quest'ottica. Ho un programma che trovate sul mio sito in cui dico l'ABC per la città: ambiente, ben vivere e comunità. Vi invito ad andare su paoloticozzi.it e vederlo. Io mi candido perché vivo qui e qui ho scelto di rimanere a vivere e questa è la mia città. Paolo Ticozzi, il Partito Democratico. Grazie. Grazie mille. Grazie. Prego, per questa parte. Già, sì, certo. Allora, io chiamo Franca Marcomin, per cortesia. Sono Franca Marcomin, volevo ringraziare intanto per questa bella iniziativa e volevo dare il buongiorno a tutte e a tutti. Sono della lista Verde Progressista del Consiglio Comunale di Venezia, sono un'ostetrica da poco in pensione, sono un ecologista dall'85 quando sono stata eletta in Consiglio Comunale e sono anche tuttora capolista di Europa Verde che si presenta alle regionali. Ho sentito la necessità di ricandidarmi in comune per dare il mio contributo a cambiare la pessima amministrazione del sindaco uscente. La lista Verde Progressista sostiene il candidato sindaco Pierpaolo Baretta. Ha per simbolo 3 leoni. Li mostro, uno arancione, uno verde e uno rosso,
che rappresentano le donne e gli uomini provenienti da esperienze civiche, ambientaliste e progressiste e i 3 pilastri su cui rifondare la città: lavoro, ambiente, diritti. Vorrei anche qui informare che circa 200 donne di coalizione opposte a quelle del sindaco uscente hanno firmato l'appello Venezia Manifesta, candidate perché ci siamo, per agire come donne per cambiare il governo di questa città. Il nostro programma è molto ricco di proposte per un comune fondato sulla partecipazione dei cittadini e delle cittadine attraverso le municipalità che sono state azzerate, per una città di servizi e molto altro nel nostro programma. Io tengo particolarmente alla parte ecologista. Noi siamo per le tutele ambientali e per la prevenzione di questi cambiamenti climatici che hanno provocato, sappiamo, l'acqua granda nel novembre dell'anno scorso. Grazie. Quindi per tutto questo votate Lista Verde Progressista e ricordatevi di mettere anche la doppia preferenza uomo e donna. Grazie. Molto bene. Bene, Alberto Mantovano. Prego. Sono Alberto Mantovana, ho 23 anni, sono candidato per la municipalità di Mestre Carpenedo nelle liste di Forza Italia. Sono impegnato nell'attivismo, nelle società e nelle associazioni da parecchi anni. Oltretutto anche nel partito di Forza Italia sono coordinatore dei giovani della grande città di Venezia. Credo in questa sfida per Forza Italia, credo nella grande sfida del sindaco Brugnaro e nel buon lavoro che è stato fatto in questi 5 anni. Molto ancora c'è da fare. Mestre ha bisogno di crescere, ha bisogno di nascere come città e con una propria identità che va sviluppata nel tempo attraverso progetti e iniziative anche per i più giovani, e soprattutto far modo che i cittadini possano riprendersi le strade, possano riprendere la città in mano propria. Per questo motivo io credo che la città di Mestre abbia bisogno di giovani, ma non tanto di giovani solo anagraficamente, ma anche di giovani preparati. La preparazione da questo punto di vista c'è stata. Io sono laureato in scienze politiche e insieme agli altri giovani di Forza Italia abbiamo creato un sistema di formazione che ha permesso di portare i giovani sempre più preparati per arrivare a questo evento delle elezioni. Pensiamo di poter dare un servizio al cittadino efficace, di poter risolvere i problemi del cittadino e di poterci fare portavoce di essi. Per questo motivo noi chiediamo di votare Forza Italia, anche perché abbiamo con noi persone di esperienza e persone giovani, ma giovani e preparati. Per questo motivo il 20-21 settembre vota Forza Italia e sulla municipalità di Mestre Carpenedo barra il simbolo e a fianco scrivi Mantovana. Grazie Alberto. Elisabetta Tiveron. Sono Elisabetta Tiveron, opero nell'area culturale, principalmente in editoria. Mi candido in consiglio comunale con la lista Tutta la città insieme e questa candidatura è l'esito di un percorso che mi ha portato a incontrare il gruppo che poi ha dato vita alla lista 1 anno e mezzo fa. E ho scelto di prendermi questo impegno perché il programma che si andava costruendo con la lista incrociava alcune delle tematiche a cui io tengo particolarmente, perché di cui mi sono occupata dal punto di vista sia lavorativo che umano nel mio percorso pluriennale. Il mio impegno per la città in particolare riguarda l'area culturale, per la creazione di una vera rete di cultura che possa toccare tutti i territori e che possa esaltarne la ricchezza.
L'impegno è anche a utilizzare questa ricchezza per lavorare in maniera sempre più positiva nell'ambito sociale. L'impegno poi è per una città con una sempre maggiore partecipazione da parte dei cittadini, una città veramente inclusiva, una città solidale che crei reti che possono sostenere i cittadini e infine per una città sostenibile da tutti i punti di vista. Tutti questi punti, ci tengo a sottolineare, sono stati sviluppati in maniera particolarmente precisa in mesi di lavoro da parte di una squadra di circa 100 persone che hanno contribuito a creare con le proprie competenze Agenda Venezia 2030, che è il programma per tutta la città insieme in comune e a sostegno di Giovanni Andrea Martini, sindaco. Bene, grazie. Grazie a voi. Chiamerei Andrea Zorzi. Prego. Quando vuoi. Posso andare? Direi di sì. Buongiorno, io sono Andrea Zorzi, candidato al Consiglio Comunale con la lista civica Terre e Acque 2020 che sostiene il candidato sindaco Marco Gasparinetti. Sono nato e cresciuto a Venezia e ci vivo e quindi credo che la mia, devo dare qualche spiegazione perché ancora di più perché sono qui a Mestre Mia. Sono un avvocato a Venezia e sono un professore di diritto commerciale a Firenze. Il mio impegno civico è nato subito dopo il lockdown, quando abbiamo capito che poteva essere costruita una città diversa. Dopo il lockdown hanno subito ricominciato la costruzione, questa è stata l'occasione, di un pontile per Lancioni, per trasformare un'altra zona in zona turistica. E ci siamo detti non è possibile, quindi abbiamo fatto un grande flash mob con grande partecipazione che ha dimostrato come tante persone non volessero ricominciare allo stesso modo. In quel periodo ho incontrato Gasparinetti che stava costruendo la sua lista e lì ho incontrato tante persone della società civile, una vera lista civica che ha lavorato a un programma complesso, articolato, un programma che trovate online, che vi prego di andare a vedere. E lì ho capito un'altra cosa importante che mi ha indotto a essere qui a Mestre Mia, che in realtà Venezia come comune, come città metropolitana non può esistere, non può crescere senza un progetto che coinvolga Venezia, Mestre e Marghera insieme. Quindi la nostra è l'unica vera lista civica, dicevo, composta di persone diverse, con lavori diversi, di età molto diverse, con esperienze personali diverse e anche provenienze geografiche naturalmente e generi diverse. Noi siamo quasi l'unica lista, credo che ha 17 donne e 18 uomini e soltanto una donna in meno perché non ha potuto, perché ha dovuto ritirarsi. Quindi io chiedo il vostro voto per un grande cambiamento, per un progetto ambizioso che anziché contrapporre una municipalità all'altra, lavori insieme per sviluppare questa città sotto tutti gli assi, una città fatta di terra e acqua e quindi chiedo il vostro voto a Terra e Acqua 2020, barrate il simbolo, se volete scrivete la preferenza Zorzi più una delle numerose donne della nostra lista. Grazie. Grazie. Silvia Mimmo. Buongiorno, io sono Silvia Mimmo e sono un dottore commercialista ed esercito la mia attività presso il mio studio professionale a Mestre. Mi sono candidata per il Consiglio Comunale con il Partito Democratico per avere l'opportunità di mettere le mie competenze al servizio del cittadino. In particolare credo che il Partito Democratico possa e debba avere nella futura amministrazione un ruolo importantissimo nel valorizzare tutte le attività imprenditoriali che in questo periodo sono in difficoltà. Pensiamo ad esempio a tutte le attività commerciali del centro di Mestre. Sarebbe necessario valorizzare queste attività mediante l'organizzazione di eventi culturali, anche utilizzando tutte le associazioni culturali che sono già presenti nel territorio. Inoltre possiamo utilizzare alcune politiche fiscali di incentivo tali per cui possono essere diversificate in base al tipo di attività e anche in caso di nuova attività. Inoltre possiamo anche considerare e valorizzare il turismo in quanto possiamo promuovere maggiormente
tutte le zone diverse dal centro storico di Venezia. Possiamo fare tutto questo insieme a Pierpaolo Baretta, candidato sindaco a Venezia. Per questo il 20 e il 21 settembre, accanto al simbolo del PD, scrivi Mimmo. Grazie. Luca Bonarrigo. Buongiorno, sono Luca Bonarrigo, sono candidato al Consiglio Comunale con la lista Svolta in Comune. La lista Svolta in Comune nasce dall'unione di Volt e Italia in Comune. Volt è il partito presente in tutta Europa e Italia in Comune è il partito di sindaci nato a Parma dal sindaco Pizzarotti. Noi ci poniamo come una nuova forza politica proveniente alla fine solo dall'impegno civile e da nuove esperienze politiche. I nostri candidati sono molto spesso alla prima esperienza politica e cercano di essere e di portare un'idea, una forza nuova, una idea politica progressista, concreta e lungimirante, perché riteniamo che la città di Venezia, sia la città di terra che la città d'acqua, abbiano bisogno di attenzione e di rispetto, perché bisogna avere il rispetto del territorio, delle persone che lo abitano e del futuro che queste due cose in sinergia andranno ad avere. Nostra intenzione per questo portare avanti delle idee di assoluta evoluzione e spinta verso i servizi al cittadino, che deve tornare a essere il centro dell'attenzione dell'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale non è un'azienda che deve perseguire il profitto, ma deve perseguire il benessere dei propri cittadini. Per questo abbiamo dato appoggio a Pierpaolo Baretta come candidato sindaco, perché abbiamo trovato in lui una persona capace di ascoltare e di fare sintesi rispetto alle istanze del territorio. Vogliamo portare nuove energie e nuove idee a questa elezione, per cui vi chiediamo di barrare il simbolo di Svolta in Comune alle prossime elezioni. Buon voto. Grazie. Devo dire che sono tutti perfetti. Allora, Anna Messinis? No, allora c'è lei. Benissimo. Lorenza Lavini. Prego. Bene. Buon pomeriggio a tutti, sono Lorenza Lavini, sono una libera professionista geometra che svolge l'attività qui a Mestre e sono anche consigliera comunale uscente, faccio parte del partito di Forza Italia e nel corso di questi ultimi 5 anni come consigliere comunale ho avuto il piacere e l'onore di essere la presidente della commissione che si è occupata di urbanistica, edilizia ed ambiente. Chiaramente una commissione molto impegnativa che sicuramente ha trattato dei importanti per la nostra città, molto dibattuti. Abbiamo trattato ovviamente del porto, dell'aeroporto, della stazione, abbiamo visto i progetti che sicuramente nel prossimo futuro, con la riconferma dell'amministrazione di Luigi Brugnaro, sicuramente vedranno poi il loro frutto e la loro evoluzione. Poi un aspetto importante della mia esperienza come presidente è stato l'ambiente. L'ambiente per Venezia è importantissimo e quindi anche questo diventerà un po' un fil rouge di quello che sarà il mio impegno nei prossimi 5 anni, qualora io venissi rieletta. Inoltre, poi come donna sono molto sensibile agli aspetti legati al sociale, perché chiaramente avremo la necessità di essere vicini alle famiglie e a tutte le persone che hanno delle situazioni non semplici da gestire, e poi ovviamente anche come cittadina dovremo porci tutta una serie di problematiche che già cominciamo a vedere affiorare legate alla crisi, legata anche al Covid e a tutte quelle che saranno tutti i problemi che stanno emergendo. Il mio impegno è quello di proseguire in questa amministrazione
con la determinazione e la caparbietà che ho messo in 5 anni, e questo vale sicuramente per tutti quelli che stanno supportando l'amministrazione Brugnaro. Per cui buon voto, e se lo ritenete, Forza Italia, Lavini e Scaramuzza, che è un ragazzo giovane che corre con me. Grazie. Grazie, molto bene. Allora Anna Messinis adesso, ci avviciniamo. Prego. Buonasera. Buonasera, sono Anna Messinis e sono candidata al Consiglio Comunale per la lista Venezia Verde Progressista. Con Pietro Baretta sindaco potremo dare alla nostra città, insieme, un'amministrazione adeguata al suo patrimonio di natura, cultura, arti e mestieri, alla sua tradizione di accoglienza e inclusione, alla sua vita culturale e associativa. In questi ultimi anni abbiamo capito meglio che la tutela dell'ambiente e il valore della memoria storica sono entrambi principi necessari per costruire una nuova vita della nostra città, che veda il bene della comunità come centrale. In questo senso, il lavoro di Mestre Mia è esemplare perché coniuga l'impegno per diffondere la consapevolezza della storia di Mestre con la riflessione sul suo futuro. E noi pensiamo che anche l'amministrazione comunale debba orientare la sua azione partendo proprio dalla salvaguardia sia dell'ambiente che della memoria storica. Vanno ampliate le aree verdi con un'attenzione alla biodiversità, difendendo ed estendendo il Parco di San Giuliano, il Bosco di Mestre e realizzando il Parco del Marzenego. Vanno evitate ulteriori cementificazioni come quelle previste nell'area dell'ex Umberto I, luogo simbolo di Mestre che deve diventare il cuore verde della città. Il punto cardine della nostra lista Venezia Verde Progressista è l'alleanza tra ambiente, lavoro, diritti. Anzi, proprio la salvaguardia del patrimonio ambientale e storico può costituire la condizione per una nuova occupazione. Pensiamo a un grande programma di interventi, non grandi opere, per la laguna e una nitida per l'avvenire di Porto Marghera. Vanno difesi i diritti civili, il diritto al lavoro, agli spazi pubblici, alla casa, alla salute, e a questo proposito va fermato l'iter di autorizzazione dell'inceneritore, mettendo al primo piano il ruolo del riciclo. È impossibile in 3 minuti dire tutti i cambiamenti che si devono introdurre. Cito solo alcuni punti. Necessaria una vera politica sulla casa, a partire dal recupero del grande patrimonio di case pubbliche ora vuote. Vanno introdotte sperimentazioni verso la città di prossimità, con negozi e servizi essenziali distribuiti sul territorio, facilmente raggiungibili a piedi in bicicletta. E va ridato un ruolo ai centri civici, ora sottutilizzati se non chiusi. Vanno aiutati i negozi di vicinato e le attività commerciali annientate dal proliferare dei grandi centri commerciali. Va riorganizzata la mobilità, disincentivando l'uso dell'automobile e puntando sul servizio pubblico, con integrazione tra mezzi su gomma. Scusate, c'era un po' la questione della sicurezza, sì. L'ultimo punto è la sicurezza. Va bene. Grazie molto. Bene, Irma Preciso. Buonasera, io sono Irma Preciso e sono candidata per la Lega al Comune di Venezia nelle municipalità di Mestre Carpenedo e Chirignago Zellarino. Io sono un medico anestesista rianimatore, lavoro all'ospedale dell'Angelo, dove sono anche membro effettivo del CUG, Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità. Sono anche rappresentante sindacale della ROI EMAC, che è il sindacato di categoria degli anestesisti, e durante la recente emergenza sanitaria ho collaborato attivamente con la direzione dell'US3 Serenissima, partecipando a videoconferenze pressoché quotidiane. Ritengo che tale preziosa collaborazione abbia contribuito al brillante superamento della prima fase dell'emergenza sanitaria. Per quanto riguarda il mio programma elettorale, è stato costruito giorno dopo giorno, parlando con la gente,
e piano piano mi sono resa conto che i cittadini con i quali mi stavo raffrontando non erano differenti dai pazienti che incontro tutti i giorni in sala operatoria o in ambulatorio. Analogo è il dialogo, l'analisi dei problemi e la ricerca delle soluzioni. Noi le chiamiamo anamnesi, visita, terapia, e il punto di partenza è sempre lo stesso ed è l'ascolto. In questo caso però il paziente è la nostra città, che purtroppo è ammalata di scarsa sicurezza, e non faccio promesse miracolose, non posso farle né come medico né come candidata, ma vi prometto che cercherò di curare le patologie della nostra città. Un altro argomento che mi sta particolarmente a cuore è il problema dei cittadini che hanno delle fragilità, quindi i pazienti anziani, i pazienti disabili, i pazienti con patologie oncologiche. E tali pazienti spesso devono fare riferimento per la loro assistenza extraospedaliera alle associazioni di volontariato. Io mi sono rivolta a dei volontari in questi giorni cercando di capire cosa venga loro dato, e mi sono resa conto che loro danno alla nostra società il loro tempo con grande generosità, ma non viene riconosciuto loro nulla per quanto concerne ad esempio dei titoli che possono far valere in sede di concorso. Grazie. Io vi chiedo di porre un piccolo segno, una piccola croce che corrisponde ad una grande scelta per il futuro della vostra città sul simbolo della Lega, e se vi ho convinto scrivete preciso vicino a quel simbolo. Grazie. Grazie, molte grazie. Benissimo. Allora, Anna Catenacci. Ben arrivata. Grazie, buongiorno, Anna Catenacci, candidata come consigliere comunale per la lista Venezia Giù a Baretta Sindaco. Vorrei cominciare dal confronto che ho avuto il piacere di vedere domenica tra il nostro candidato sindaco Pierpaolo Baretta e il sindaco uscente. E volendo evitare tanti giri di parole, vorrei solo dire che quella tipologia di confronto, il faccia a faccia, mi è piaciuto molto, perché è in quel contesto che si riesce a dare un peso alla persona. Durante la campagna elettorale si cerca di trasmettere il più possibile quelli che sono i piani, i progetti sia per la città che per il cittadino, e si cerca anche di farsi conoscere, e forse questo è il punto più difficile, il farsi conoscere e il trasmettere la propria identità, l'identità della persona. È vero che bisogna guardare i progetti, e noi ne abbiamo tanti, ma specialmente in questo momento storico abbiamo bisogno di una figura di fiducia, una figura che ci trasmetta sicurezza ed interesse. Sappiamo bene che Venezia non è una città come le altre, Venezia è una città tanto grande e maestosa quanto fragile e complessa, e per questo Venezia ha bisogno di una persona dotata di intelligenza, di educazione, di rispetto e di consapevolezza. Il tutto legato ovviamente a dei programmi attuabili con conoscenza del territorio, chiari e ordinati. Questo è quello che io e che abbiamo visto in Pierpaolo Baretta. Io mi sto muovendo per portare avanti una campagna di sensibilizzazione nei confronti della mia categoria lavorativa, i trasportatori merci a Venezia. Provate a immaginare questa categoria, quanto sia importante per la città. Noi siamo l'unico mezzo per rifornire e per servire la città, eppure siamo stati dimenticati in questi anni. In questi anni le porte del comune, che dovrebbero essere aperte, specialmente di fronte alle esigenze delle categorie, sono diventate porte dorate e accessibili solo tramite dei pass preferenziali. Noi trasportatori non abbiamo mai avuto aiuto, coinvolgimento, cura della persona e cura del lavoro. Credo che anche altre categorie lavorative, le singole persone e le associazioni potrebbero alzare la mano e dire: scusa Anna, lo sai che anche per noi è così? Sai che anche noi siamo stati esclusi? Io credo che non si possa fare tutto da soli, uno solo per tutti è umanamente impossibile. E a cosa porta questa imposizione? A cosa porta questo uno per tutti? Porta alla disgregazione. Purtroppo questa disgregazione cosa ha creato? Ha creato il cominciare a farci la guerra uno contro gli altri, e durante questa guerra non abbiamo capito che il problema non siamo noi, il problema era a monte. Venezia è una città che ha spazio per tutti e deve essere ridisegnata in modo che tutti possano avere il loro spazio, lasciando fuori gli interessi personali e avendo una visione di insieme. Se avete bisogno di qualcuno che rappresenti il cittadino, che vi ascolti e che ci siano dei progetti per tutti e per il bene di tutti, con persone come me che vorrebbero rappresentarvi, perché io sono come voi, allora votate per Venezia è tua, Pierpaolo Baretta, sindaco. Grazie. Grazie.
Ora abbiamo Gloriana Favaretto. Buongiorno a tutti, sono Gloriana Favaretto, sono lieta di essere qui con voi oggi. Grazie. Vi racconterò un po' di me. Io sono mestrina, sono 52 anni che vivo a Mestre, sono architetto, sono madre di 2 splendide ragazze e praticamente mi candido, mi hanno diciamo convinto a candidarmi per la municipalità appunto per le competenze che ho sviluppato in questi anni con la mia professione. Io mi occupo di sicurezza negli ambienti di lavoro, ho organizzato molte cose anche qui a Mestre, ad esempio nel 2011 Mestre Sicura, ho scritto dei libricini, ho scritto dei libri anche per i ragazzi che sono stati pubblicati anche da INAIL sulla sicurezza a scuola. Infatti sono responsabile della sicurezza di alcuni plessi sia nel veneziano che nel mestrino. Quindi diciamo che occuparmi di sicurezza, cercare di rendere anche la città più sicura, più vivibile e non solo, anche perché appunto io sono anche esperta in giardini, diciamo io ho fatto una tesi proprio sui giardini storici e ho lavorato anche in Olanda per un architetto del paesaggio e mi piacerebbe, però purtroppo nessuno si rivolge agli architetti del paesaggio, c'è pochissimo lavoro e pertanto diciamo mi piacerebbe, visto tutte queste competenze maturate in tantissimi ambiti e settori, anche quello del turismo, perché appunto con la famiglia eccetera un'attività turistico-recettiva e poi ho seguito per la sicurezza anche diciamo alberghi e non solo, e mi piacerebbe molto dare il mio contributo e soprattutto essere a servizio dei cittadini, così come faccio nelle scuole, con i ragazzi, con gli insegnanti, cercando di risolvere ogni giorno tutti i problemi che ci possono essere. Nel passato ho organizzato anche condominio sicuro, quindi insomma per quanto riguarda la sicurezza sono veramente tanti anni che mi occupo di questi argomenti. Insomma. Cerco di fare tutte le cose che faccio con passione, con energia, nel crederci, e se credete in me votate Favaretto. Sono candidata per la lista della Lega e il presidente, che ringrazio, è Pasqualetto Raffaele. Grazie, grazie di cuore. Grazie. Siamo addirittura in anticipo, quindi siamo allora, perfetti. Prego io il tempo Fabio Piozzo, prego. Aspetta che hanno lasciato il simbolo di Venezia, la collega della Lega. Beh, appoggia qua. L'appoggio qua. Sì, sì. Io chiedo gentilmente si possa stare in piedi perché Certo, sono abituato certamente, anche ai corsi formativi sempre parlare. Certo. Allora, 3, 2, 1, via. Un saluto agli amici di Mestre Mia. Vi presento, sono Fabio Piozzo, ho 45 anni, sono nato a Mestre e vivo a Carpenedo. Fin da ragazzo mi sono dedicato al volontariato, prima come capo scout al Mestre 2, poi prestando servizio all'ANFAS. Da circa 10 anni partecipo attivamente all'associazione culturale Il Circolo Veneto, che attraverso un percorso formativo mi ha permesso di accrescere le mie competenze nell'ambito politico e come amministratore pubblico. Credo infatti che per amministrare bene il proprio territorio non è sufficiente solo la buona volontà, ma serve anche preparazione e competenza. 5 anni fa ho conosciuto Luigi Brugnari e sono stato fin da subito colpito positivamente dalla sua energia e dal mettersi a disposizione della collettività attraverso una lista civica. A livello professionale mi occupo di consulenza patrimoniale e da circa 20 anni sono iscritto all'albo dei consulenti finanziari. Dalla mia attività lavorativa ho sicuramente appreso la capacità di ascoltare le persone, caratteristica che mi è stata molto utile in questi anni, dove ho maturato la mia prima esperienza come consigliere di municipalità di Mestre Carpenedo per la lista civica Luigi Brugnaro Sindaco. Sono molte le segnalazioni e interpellanze ricevute dai cittadini, delle quali mi sono fatto carico e ho sostenuto per cercare di migliorare la nostra città e dare risposte concrete. Vorrei citare ad esempio il miglioramento della viabilità a seguito di introduzioni di rotonde a posto dei semafori, il recupero e rilancio di Forte Marghera, il completamento di numerose piste ciclabili, la pista di pattinaggio coperta al Parco Bissuola e la pista di atletica a San Giuliano, il rifacimento degli intonaci e la manutenzione delle scuole Bellini, Spallanzani, Trentina e Vecellio, la riapertura dopo ben 12 anni del teatro al parco, il ritorno della cultura al centro Candiani con numerose mostre
e il premio Mestre di pittura che da 4 anni è ritornato alla ribalta dopo decenni di pause. Fatti, non parole. Riguardo al premio Mestre di pittura vorrei aggiungere che mi è stato affidato il compito di presidente della giuria popolare. Ho coinvolto ordini di categorie e numerose associazioni, tra cui, grazie al vostro presidente Andrea Sperandio, anche l'associazione Mestre Mia. Molto è stato fatto e molti sono i progetti approvati che si svilupperanno nei prossimi anni, come ad esempio la nuova stazione di Mestre e il nuovo parco Marzenego nell'area dell'ex ospedale Umberto I, che grazie al vostro voto potrò seguire, monitorare, portando al comune le segnalazioni ai cittadini. Sulla base di questa importante esperienza ho deciso di ricandidarmi per la municipalità di Mestre Carpenedo per dare continuità alle mie azioni sul nostro territorio. Per sostenere la mia candidatura, domenica 20 e lunedì 21 settembre, nella scheda rosa della municipalità di Mestre Carpenedo, barra il simbolo Luigi Brognaro sindaco e scrivi Fabio Tiozzo o semplicemente Tiozzo. Grazie. Grazie. Molto bene. Prego. Grazie. Nives Gargagliano. Vuole stare in piedi? Vuole sedersi? Come vuole, prego. Allora, sono lieta di essere qui con voi. Mi presento un attimo, mi chiamo Nives Gargagliano, sono nata e cresciuta a Venezia, centro storico, dove ho frequentato il liceo scientifico Benedetti e poi mi sono laureata in economia e commercio. Attualmente vivo a Mestre Centro con mio marito e i miei 2 figli di 12 e 15 anni. Perché mi sono candidata? Perché credo nella democrazia, purtroppo, nel senso che la democrazia è faticosa. La democrazia richiede un metodo, perché la democrazia è partecipazione e la partecipazione va costruita con fatica. Che cosa non mi piace di questa giunta? Soprattutto il metodo, al di là del merito, che effettivamente poi se ne può parlare, però a me non piace convintamente, non mi piace il metodo e di questo me ne sono resa conto già nel 2015, quando seguì al tempo la stesura dello statuto della città metropolitana, il cui metodo già allora non mi andava bene e avevo già capito che c'era qualcosa che non andava. Quindi il metodo, partecipazione significa come si fa a farla? Si fa avendo dei luoghi pubblici dove le persone possano incontrarsi, possano creare degli aggregatori sociali che possono essere anche di tipo politico, di tipo lavorativo, perché le idee grandi nascono dal confronto, dal dialogo, dalla dialettica. E se non ci sono spazi pubblici, gratuiti soprattutto, dove le persone possano incontrarsi per creare delle idee, per creare la città, perché la città non è fatta di portatori di interesse. Un sindaco non è un amministratore delegato di un'azienda, una città non è un'azienda, quindi il sindaco è tenuto a tener conto di tutti i portatori di interesse, sia economici che non, e anche di quelli critici nei confronti dell'amministrazione. Questo è molto faticoso. La città che vorrei è una città di prossimità, una città un po' come quelle che vediamo in Europa. Quando andiamo fuori dall'Italia vediamo sempre la cosa giusta al posto giusto. È possibile? Io vorrei una città con poche macchine, con tante piste ciclabili, con tanti parchi presidiati soprattutto. Per avere un parco sicuro bisogna che nel parco ci siano dei presidi dell'amministrazione, della polizia, ci sia una città viva, i parchi siano vissuti, siano anche vissuti da artisti di strada, perché in Europa li vediamo. Andiamo a Berlino Est, vediamo che i parchi sono pieni, quindi una città che sia vissuta con il cuore. Quindi mettiamoci passione, mettiamoci partecipazione. Per Mestre Venezia Ecologia e Solidarietà vuole proprio questo, vuole una città viva, una città per tutti i cittadini e non solo per i portatori di interesse, ossia gli stakeholders. Grazie a tutti, datemi la vostra fiducia. Grazie. Daniele Comerci. Ah, niente, allora, sostituzione Paolo Kuman. Prego. A posto. Prego.
Intanto buon pomeriggio a tutti, io sono Paolo Kuma, sono nato a Vicenza ma vivo a Mestre, a Venezia da più di 40 anni e sono stato consigliere per il PD nella precedente consigliatura della municipalità di Mestre Carpenedo. Mi sono ricandidato. Premetto che io sto facendo una campagna elettorale per Paolo Beretta e per Marisa Ruarin. Non mi interessano le campagne contro. Credo in queste persone e credo di poter essere ancora utile. Mi sono interessato in questi anni di alcuni problemi, in particolare sulla nostra laguna, essendo appassionato vogatore e velista. Mi sono interessato, essendo un ex commerciante, ora sono in pensione, dei problemi del commercio, e queste sono le mie competenze, i miei interessi. Ovviamente ne ho anche altri, ma sono le cose che seguo in particolare, che vorrei portare avanti e per cui mi sono candidato. Ma una cosa credo sia fondamentale per me ribadire: la municipalità deve essere il regno della concretezza. Noi dobbiamo occuparci in municipalità dal piccolo problema della buca sulla strada in su. A noi spetta il compito della gestione, chiamiamola pure bassa, della città. Non dobbiamo, per quanto possibile, farsi ingabbiare dalla politica dei nostri partiti. Dobbiamo dialogare tra noi consiglieri, indipendentemente dai nostri colori, e dialogare con i cittadini, perché questo è il compito di un'istituzione di prossimità come è la municipalità. Fare qualcosa di diverso è, a mio avviso, sbagliato. Mi sono battuto per questo durante questa candidatura, lo farò se avrete il piacere di votarmi anche nella prossima, perché ripeto, per me la cosa importante è raggiungere dei risultati concreti, vedere la città più bella, più vissuta, più sicura, rivedere negozi aprire, perché un problema enorme del nostro, in particolare della municipalità del Mestre, è la chiusura di grandi negozi, e quindi mi fermo perché mi dicono che ho ancora solo 30 secondi. Comunque ho già detto tutto quello che volevo dire e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie, molte grazie. Bene, allora abbiamo finito il primo blocco. Oh, eccomi di qua. Andrea, vieni a darmi. Allora facciamo un attimo di pausa, facciamo un po' un riepilogo. Volevo chiederti innanzitutto un tuo commento su questa prima carrellata. Mi sembra di aver visto persone... Ho visto persone molto motivate, anche quelle più giovani, anche quelle che si affacciano per la prima volta a questa avventura elettorale, e ci sono molti problemi che sono stati affrontati e che vogliono essere, che devono essere risolti, e queste persone vogliono risolvere, naturalmente con angolature diverse, con orientamenti diversi, però ho percepito che l'amore per la città e per tutto quello che noi abbiamo presentato in queste ultime 3 settimane è indubbiamente un valore comune. Certamente. Allora noi siamo arrivati a circa un 30-35% del nostro percorso per arrivare ai 50 candidati, ne sono stati fatti mi sembra 18. 18, intanto mentre noi commentiamo ancora un minuto, vorrei che si preparassero Burigana Giovanna, Zane Massimiliano e Perini Marina. Dopodiché chiamo anche all'appello, chi chiamo all'appello? Allora, Trevisan Mila, Bonifacio Andrea, che magari sono fuori che seguono la diretta, perché vedo che fuori ci sono molte persone, Dilella Monica, Giorgiutti Enrico, Marcato Rosanna, Barnaba, Fusella Fernanda Daniela, Ussardi Nicola, Migliaccio Susanna e Emanuele Rosteghin, che l'ho visto poco fa. Allora, niente, mi sembra, dai,
che come addirittura d'arrivo, no, per noi oggi lo ricordiamo, è l'ultimo incontro che facciamo con i candidati, a meno che, come dicevo anche ieri, non ci sia il ballottaggio, allora fra un paio di settimane ci ritroveremo comunque ad avere il confronto con i 2 candidati, speriamo poi decidano anche di venire. Io mi ritengo soddisfatto e penso anche tu, è stata una bella maratona anche per noi, soprattutto per te, devo dire. Però è stata entusiasmante, questo sì. Io vorrei ripetere la raccomandazione per quanto riguarda il voto disgiunto. Allora, ricordiamoci che abbiamo la possibilità di operare il voto disgiunto, però l'importante è che non vengano segnati, che non vengano barrati 2 nomi di sindaco, solamente uno. Poi si può fare la barra sulla lista di una lista che sostenga questo sindaco che viene scelto o anche di una lista che non sostenga questo sindaco, però l'importante è naturalmente esprimere le 2 preferenze. Ricordiamoci anche in questo caso che le preferenze, se sono 2, devono essere di sesso opposto, quindi un uomo e una donna e un uomo. Se si scelgono 2 uomini e 2 donne, resta valido solamente il primo nome che viene indicato. Se invece purtroppo qualcuno si sbaglia e indica e quindi fa la barra sul nome di 2 candidati sindaco, questa scheda viene annullata. Quindi ricordiamoci. Brava Maria Laura, hai detto, hai offerto un servizio aggiuntivo importantissimo. Io invece voglio ricordare il silenzio elettorale di sabato, quindi mi raccomando, dalla mezzanotte di oggi noi per primi non faremo più nessun tipo di incontro spot, cercheremo comunque di suggerire a tutti di rispettare questa che è penso sia una norma che sia legge, no? Credo che su Facebook o su internet comunque ci sia la possibilità, anche perché l'abbiamo visto anche in altre occasioni. Però insomma è una pausa di riflessione che la gente deve darsi. E poi non ultimo vorrei ricordare, ma poi lo ricordo perché anche a me è successo poi 5 anni, no, forse scusate, nel referendum di dicembre, controllate a casa la vostra scheda elettorale, che non sia finita, comunque la potete risolvere il problema in qualche ora, insomma, ecco. Non di più, controlliamo la scheda e il sabato facciamo un po' di silenzio. Allora io adesso chiamerei Burigana Giovanna, Verde Progressista, al posto mio. Ti lascio ancora. Allora tu ti siedi al posto mio. Bene. Così facciamo un giro. Un cambio di posizione. Grazie. Accomodati Giovanna, hai 3 minuti per esprimere il tuo voto e la lista di appartenenza. Allora, io sono Burigana Giovanna, faccio parte della lista Verde Progressista che appoggia il candidato sindaco Pierpaolo Baretta e io inizierei a partire dal centro di Mestre. Abbiamo detto una riqualifica dei centri delle varie città. Io volevo far notare come in questi ultimi anni Corso del Popolo, via Cappuccina, via Piave, che erano le strade cosiddette centrali di comunicazione dalla stazione e da Venezia al centro di Mestre, sono diventate invece le zone di vagabondaggio. Abbiamo turisti con i grandi alberghi che sono appena stati costruiti e poi abbiamo soprattutto purtroppo tanta gente che dorme per le strade. Bisogna fare una riqualifica di tutta la zona. Questo come si può fare? Non con i classici vigili che poi a Mestre si vedono ben poco, se non negli ultimi giorni, ma bensì con quel trade union che c'è tra il problema, per cui chi ha veramente il problema, e i classici assistenti di strada che c'erano fino a pochi anni fa e che adesso sono stati così riqualificati, e le zone, i SERT, per cui quelle strutture controllate che adesso invece proprio vengono abbandonate, cioè sono abbandonate perché non abbiamo quel trade union.
In più abbiamo una zona, si può dire, di gioco, che è la zona dei grandi alberghi della stazione. Che cos'è che intendo per zona di gioco? Zona del turismo, zona del bello, che deve essere riqualificata con le abitazioni. Per questo io rinvito a votare Verde Progressista, Giovanna Burigana, sia per la municipalità di Mestre Centro Carpenedo, sia per quanto riguarda il Comune di Venezia. Grazie, buongiorno. Grazie, sei stata più veloce del previsto. Scusate. No, hai fatto bene, cioè, Grazie, scusate. hai concentrato bene. Bene, allora il prossimo candidato è Zane Massimiliano, prego. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Grazie dell'ospitalità. Okay. Buongiorno, sono Zane Massimiliano, capolista di Svolta in Comune, lista a sostegno di Pierpaolo Baretta, sindaco per il Consiglio Comunale di Venezia. Da 15 anni mi occupo di patrimonio culturale e risorse della cultura con regioni, comuni e soprattutto con l'Europa. Ho collaborato con la Commissione Europea, con il Consiglio d'Europa e con le capitali sia italiane che europee della cultura. Svolta in Comune è un progetto ambizioso, plurale e sincero che nasce dall'ascolto del territorio e soprattutto che vuol dare voce al territorio, perché Venezia sembra lontana dai problemi delle altre città, soprattutto europee, eppure le rappresenta tutte. Venezia, la Laguna, Mestre, Marghera sono un unicum unitario, un patrimonio naturale, produttivo, culturale inseparabilmente legato a quella che è l'identità della città più bella del mondo. Un patrimonio che però rischia di andare perduto per inattività, indolenza, incapacità, purtroppo. Chiunque vincerà le prossime elezioni avrà davanti delle sfide, direi quasi epocali. I prossimi 5 anni saranno fondamentali per uscire dalla crisi Covid e soprattutto per allocare al meglio le risorse del Recovery Fund, cosa fondamentale che noi guardiamo come un'opportunità, un'enorme opportunità che non possiamo lasciarci scappare. Quindi invitiamo prima di tutti i cittadini a esprimersi liberamente, a esprimere liberamente il proprio diritto dovere di voto, soprattutto anche di tenere in considerazione proprio quello che ci aspetta, le sfide che ci aspettano, e teniamo soprattutto a che i cittadini riflettano su quelle che sono le opportunità che abbiamo e che dobbiamo saper mettere a valore. Il nostro è un progetto, come dicevo, lontano da interessi, civico, che nasce per rivolgersi al comune, al bene comune della città e di tutti i suoi cittadini. Facciamo di Venezia un laboratorio di innovazione, di cultura, proprio, quindi parliamo di cultura. Vogliamo un nuovo assessorato alla cultura che guardi a rilanciare e a preservare la tradizione e l'innovazione culturale della città, soprattutto una valorizzazione sostenibile di un turismo nuovo che superi la monocultura turistica, nuove opportunità di residenzialità, nuove opportunità di lavoro, di mobilità, un equilibrio fra cittadinanza e visitatori e ospiti. Quindi un nuovo rilancio economico. Superiamo l'economia monocultura turistica, guardiamo alla nuova iniziativa imprenditoriale, guardiamo a un nuovo mercato di prossimità. Per fare tutto questo occorre lungimiranza, occorre capacità e capacità progettuale, perché Venezia ha tante opportunità, ma serve che abbracci una nuova dimensione di capitale europea. Capitale europea, città, grande città europea. Le opportunità e le occasioni ci sono tutte. Serve una nuova regia politica che sia capace di attrarre nuove collaborazioni e nuovi investimenti, ma soprattutto che valorizzi una forte alleanza fra pubblico e privato. Quindi, e in conclusione, posso solamente dire: svoltiamo assieme, votate Svolta in Comune, votate Zane, votate Pierpaolo Baretta sindaco. Grazie. Grazie Massimiliano. Grazie a voi. Bene, ora è la volta, se non vado errato, di Marina Perini del Partito Democratico, giusto? Ho detto bene? Sì. Sei comodo. Benvenuto. Posso stare in piedi? Certamente. Mi dite voi quando cominciate? Allora, buongiorno a tutti, un grazie prima di tutto a Mestre Mia che ha offerto questa opportunità che mi sembra davvero molto importante, così a ridosso del voto. Allora, io mi chiamo Marina Perini, sono nata e tuttora vivo a Venezia
Ho svolto tutta la mia carriera lavorativa all'interno del mondo della scuola. Ho fatto un lungo viaggio nella scuola italiana come insegnante, come formatore di insegnante e come dirigente scolastico. Ho lavorato a Venezia e a Mestre, sempre nella scuola secondaria di secondo grado, e ho diretto l'Istituto Mozzoni di Mestre e l'Algarotti e il Sarpi di Venezia. Questo mi ha consentito di sviluppare delle competenze che sono sia di tipo pedagogico all'interno della scuola, ma anche gestionali, amministrative e organizzative, e sono proprio queste competenze che io penso di mettere a disposizione della collettività per il bene comune in questa mia candidatura. Sono candidata all'interno della lista del Partito Democratico in sostegno alla candidatura di Baretta, sindaco di Venezia. È una candidatura che nasce da una condivisione profonda di quella che è l'idea di città che Pierpaolo Baretta è venuto esponendo durante questa intensa campagna elettorale. Se posso riassumere quelli che sono per me i due pilastri su cui si poggia l'idea di città che viene veicolata dalla candidatura di Pierpaolo Baretta, si concretizzano in due parole, che sono quelle di una città vivibile e di una città solidale. Vivibile è una città dove ci sono dei residenti, e questo è il problema della residenzialità, dove ci sono dei servizi, e io mi occupo in modo particolare di scuole, e di questo vorrei continuare ad occuparmi anche in un'eventuale elezione, ma ci sono problemi per quanto riguarda i trasporti, per quanto riguarda il turismo, sono problemi complessi che non possono avere delle soluzioni semplici, perché le organizzazioni complesse, che sia una scuola o che sia una città, sono appunto delle soluzioni complesse. Io mi propongo per questo compito, per lavorare dentro un progetto comune insieme con tutte le altre liste che sostengono Pierpaolo Baretta e sotto la guida di Pierpaolo Baretta sindaco, che mi sento di proporre all'elettorato, conoscendone fin dai tempi della scuola la serietà, la preparazione, la competenza e la grandissima dedizione al lavoro. Grazie. Grazie. Bene, chiamerei allora Mila Trevisan. Buonasera a tutti e grazie per avermi invitato a questa opportunità. Io sono Mila Trevisan del Partito Democratico, sono candidata per la municipalità di Mestre Carpenedo e per il Consiglio Comunale di Venezia. Io provengo dal mondo del volontariato e anche dal mondo dell'associazionismo culturale degli anni passati, ed è un po' il motivo della mia candidatura. Io sono presidente dell'associazione Essere Insieme Onlus, attiva da 20 anni nel territorio della terraferma, e ci occupiamo di sostegno scolastico e integrazione culturale. Il mondo del volontariato ha bisogno, negli anni che verranno, in questo momento in particolare, ha bisogno di sostegno. Primo motivo sicuramente l'emergenza sanitaria, siamo fermi in molti, non sarà semplice ripartire. Stiamo cambiando modalità, alcuni purtroppo dovranno stare fermi finché la situazione non si risolve del tutto, ma noi veniamo già da 5 anni difficili, ci sono stati problemi con l'assegnazione degli spazi, molti hanno dovuto mollare o fare meno di quello che facevano prima, e io credo che proprio in questo momento, a maggior ragione, il rapporto tra volontariato, tra associazionismo in generale e la pubblica amministrazione deve essere quanto più possibile costruttivo. Chi vuole dare alla sua città, chi vuole dare il suo tempo e le sue energie, deve trovare collaborazione. Deve trovare una burocrazia quanto più possibile agile, spazi disponibili in tempi brevi e a costi contenuti o gratuitamente se il servizio che si fa è di pubblica utilità. E un altro fattore fondamentale per noi è il rapporto con i servizi sociali.
che sono un plus valore per tutta l'attività di volontariato. Io ho avuto fantastiche esperienze con operatori del servizio sociale che permettono a chi fa volontariato di dare molto di più, perché sappiamo che ci sono loro a cui rivolgersi, a cui segnalare situazioni più difficili, più complesse, sono una garanzia per noi e noi siamo un aiuto per loro. Altra questione, i servizi sociali che dovrà essere presi in mano dalla prossima amministrazione. Molte cose sono state tagliate, c'è stata una riorganizzazione un po' troppo lunga e un po' troppo complessa, bisogna ripartire a far lavorare queste persone perché ci sono persone serie, persone competenti, ho lavorato con molte di loro, bisogna rimandare gli operatori in strada, ci sarà un'emergenza, possiamo chiamarla così, per quanto riguarda i minori, perché la dispersione scolastica purtroppo dopo il lockdown sarà notevole e gli operatori che sanno farlo, che conoscono il territorio, devono tornare a lavorare con i ragazzi. Abbiamo finito il tempo, no? Non importa. Richieda il suo voto che così finisce. Vi saluto, sono Mila Trevisan, candidata a Municipalità di Mestre Carpenedo e Consiglio Comunale di Venezia. Votate me e votate Pierpaolo Baretta, che ho avuto modo di conoscere in questa purtroppo breve campagna elettorale ed è assolutamente il miglior sindaco che ci possa essere per gli anni futuri a Venezia. Grazie a voi. Chiederei di raggiungermi ad Andrea Bonifacio. Buonasera. Prego. Ciao a tutti, grazie per questo piccolo ma importante spazio. Sono particolarmente contento di essere a Mestre perché Mestre è al centro di questa tempesta perfetta che si sta sviluppando tra una crisi economica che dura da anni e da cui non ne stavamo uscendo, una crisi climatica che lentamente sta mettendo in pericolo l'esistenza stessa di Venezia, la crisi sanitaria che ha azzerato la monocultura turistica. Questi tre elementi hanno accentuato il momento difficile che Mestre sta attraversando, che da un lato la parte produttiva del territorio, dall'altro il patrimonio culturale di Venezia erano i motori dello sviluppo, della nascita e dello sviluppo della città, di questa parte di città. È importante adesso ripartire, ripensare a quale sviluppo è assolutamente necessario. Io penso che la lista verde progressista, mettendo al centro questi tre punti focali, cioè i diritti, il lavoro e l'ambiente, abbia colto gli ingredienti necessari per uscire da questa crisi, per rigenerare il tessuto urbano, anche soprattutto di Mestre, che abbiamo capito essere preso in mezzo da tutti questi fattori critici. Ovviamente ambiente, perché appunto è uno degli asset, è uno degli obiettivi anche ormai dell'Unione Europea, e arriveranno anche ingenti finanziamenti per la riconversione verde dell'industria. E questo è nostro dovere, guidarlo attraverso un rafforzamento del ruolo della politica. Non possiamo lasciar fare da soli agli imprenditori, per quanto bravi, un mestiere, quello della politica, che non è il loro. I diritti, secondo me, voglio sottolinearlo, sono anche questi non solo una bella cosa da godere e da esercitare, ma sono a loro volta un fattore produttivo di sviluppo, sono anche un fattore economico. E il lavoro, la qualità del lavoro è quello che dobbiamo mantenere in testa, perché si fa presto a dire sì, costruiremo tot posti di lavoro, ma anche bisogna andare a vedere quali. Per cui
In conclusione, invito tutti a votare quello che gli pare, perché per me è importante la partecipazione al voto. Non è possibile che sia una minoranza degli elettori a decidere per tutti. Votate. Se votate, secondo me, dovreste votare per la lista Baretta, possibilmente verde progressista. Io sono candidato sia in municipalità che in comune, ma questo non è esattamente la cosa che mi importa di più. Quindi Andrea Bonifaccio, benissimo, grazie. A questo proposito, dato che l'ultimo candidato ne ha parlato, ne abbiamo parlato estesamente anche ieri sera, e vorrei sottolineare l'importanza di andare a votare. Qualsiasi cosa, qualsiasi persona si voglia votare, però bisogna esercitare questo diritto, bisogna esercitare questo dovere, perché appunto, come dicevamo, un voto non dato, un voto non espresso è un voto regalato magari a una persona che non si vorrebbe avere come sindaco. Quindi abbiamo il diritto e il dovere di andare a votare e oltretutto, dato che abbiamo anche la possibilità, perché queste sono amministrative, scegliamo anche le persone che magari conosciamo di più, che abbiamo sentito parlare, che abbiamo sentito esprimersi a favore della nostra città, e quindi possiamo scegliere in prima persona i nostri rappresentanti. Quindi andiamo a votare, non finirò mai di ripeterlo. Io mi inserisco. Prego. Facciamo ancora una pausa, perché noi ho scoperto che siamo, rispetto alla tabella di marcia che ci eravamo prefissati, siamo un po' in anticipo, per cui possiamo bere il tè? Possiamo bere il tè. Possiamo bere il tè. Niente, ricordiamo sempre, amici da casa che ci ascoltate, ricordatevi, come dicevo prima, di guardare, di avere tutto in ordine, la tessera elettorale, ricordatevi che domani è sabato, quindi tutto ciò che c'è da sapere, da ascoltare, da comunicare anche nei social, perché sarebbe bene comunque non farlo. Oggi è l'ultimo giorno, dunque è l'ultimo giorno per noi, è l'ultimo giorno anche per voi da casa, e basta, hai spiegato ancora, penso, riguardo solo il voto, alla necessità del voto, no, la necessità del voto, se vuoi riparliamo anche del voto di giunta. Perché sarà bene, perché anch'io avevo un po' di confusione, devo dire la verità, sì. Soprattutto quando hai detto che se voti due candidati maschi, diciamo, no? Non va bene, no, e viene preso il primo. Ecco. Infatti c'è appunto la possibilità di dare la preferenza a due persone, naturalmente di una stessa lista, quindi non un nome di una persona di una lista e un nome di un'altra, due persone della stessa lista, però devono essere uomo e donna, oppure donna e uomo. Se invece si esprimono due preferenze per due donne o per due uomini, viene reso valido solamente il primo nominativo. L'altro discorso è quello di non barrare due candidati sindaci diversi, e quindi bisogna barrarne soltanto uno e poi eventualmente esprimere la preferenza per una lista a supporto di questo primo sindaco che si vuole votare, oppure anche a supporto di un altro sindaco, però senza barrare il nome di quest'altro secondo sindaco, quindi soltanto il nome di un sindaco, altrimenti la scheda viene annullata dal presidente di seggio. Sarebbe un peccato. Sì, io credo che un po' di confusione qualcuno la farà. Sì. Ma insomma, intanto noi cerchiamo di fare il nostro dovere e di spiegare bene il meccanismo. Allora, nel frattempo vedo che alcuni si sono già accomodati. Abbiamo Enrico Giorgiutti, va bene, che poi venire al posto mio, io mi alzo e vado dietro dove far compagnia al regista. Certo. Sì, prego. Allora, Enrico Giorgiutti. Sì. Prego, ben arrivata. Grazie. Quando vuole. Allora faccio un'esposizione relativamente alla mia candidatura. Io sono Enrico Giorgiutti e sono agronomo e gestisco un bed and breakfast a Canoghera. Sono nato a Udine da genitori friulani, ma da sempre ho vissuto qui a Mestre, e su questo contesto cittadino la Lega mi ha candidato nella municipalità di Mestre Carpenedo. Ecco, per quanto riguarda la progettualità che qui si viene a domandare, a mio avviso
il consigliere di municipalità relativamente ai grandi progetti è un po' in sottotono, nel senso che li lasciamo volentieri e per diritto ai consiglieri comunali e soprattutto a quelli regionali. Io penso che, ed è in questo modo che mi sono anche, diciamo, mi rappresento in municipalità, sia importante per un consigliere di municipalità andare fra la gente, sentire la gente, capire che cosa la gente ha piacere di avere o le problematiche della gente. E intendo la gente non tanto il privato cittadino, ma anche l'operatore commerciale o artigiano o quello dei servizi, intendo le associazioni di volontariato, le organizzazioni di categoria, tutto un contesto cittadino che si dovrebbe rapportare prima che a livello più alto proprio con i consiglieri di municipalità. Ecco, noi siamo una squadra collegata alla Lega e a tutta la coalizione e capitanata a Mestre da un rappresentante della Lega che si chiama Raffaele Pasqualetto ed è molto esperto in questioni amministrative. Cosa da dire? Se mi chiedete poi quale per me è la cosa più importante che porterò avanti, io oltre agronomo sono guida naturalistica della Regione Veneto. Per me, sentendo i cittadini ai vari gazebo, ho recepito che l'aspetto della salvaguardia della salute e la sicurezza sono le cose più importanti, però a mio avviso ancora di più è l'aspetto ambientale. Siamo in un contesto dove tutte le catastrofi che si stanno realizzando ecologiche sono dovute al fatto che c'è un degrado dovuto proprio all'uomo dell'ambiente. Quindi se posso dire una cosa a livello di consigliere di municipalità, io dirò basta cementificazione, basta cementificare e soprattutto se vogliamo, perché è giusto svilupparsi, andiamo a ristrutturare, a rivedere le cose che già ci sono, ma basta cementificare. Ecco, tutto qui. Grazie, molto bene. Prego. Sì, ha finito. Allora vorrei fare un ringraziamento perché lo facciamo sempre, l'abbiamo fatto, unisciti, sì, perché l'abbiamo sempre fatto, oggi tra l'altro ci stiamo ancora di più in questo luogo molto bello e accogliente e quindi corre l'obbligo e il piacere anche di ringraziare Alessandro e Massimo Trevisan di Abitare 3, Corso del Popolo 95, dove ci siamo trovati per 3 settimane e ci troviamo anche oggi. E sono state 2 persone veramente squisite perché ci hanno messo a disposizione direi di tutto e di più e quindi è nostro piacere. Io aggiungo questo e vorrei farci un po' di pubblicità ai signori Trevisan. Infatti io mi rivolgo ai cittadini e noi siamo qui, siamo ospiti quasi da 3 settimane. Vorrei invitare tutti coloro che sono a casa, che vogliono prossimamente vorranno fare un acquisto, prendere una cucina, una lampada, un divano, una poltrona, comunque di fare visita ai fratelli Trevisan per un parere, per un consiglio, per un suggerimento. Hanno gusto, hanno cose belle, cose anche diciamo di una certa levatura come la Frau, dove siedi tu, il divano Frau, ma anche dove la famosa Vanity Fair dove si sono seduti tutti i candidati sindaco, ma hanno anche cose molto più accessibili. L'importante è che voi sappiate che hanno veramente tanto gusto e vi troverete sinceramente molto molto bene. Eventualmente dite che avete sentito il messaggino che vi è stato suggerito da Andrea Sperandia di Mestre Mia e magari chi lo sa sono così generosi, devo dire la verità, che magari un piccolo sconticino ve lo possono anche non mettere troppo le mani avanti che poi ci corrono dietro. I signori sono tanto carini, non ho mica parlato di entità, non ho mica detto 50% no. Però sai, certo, e magari lo fanno anche i loro clienti perché conoscendoli, vedendo come lavorano, con quale professionalità, io che mi occupo di commercio penso di poter dire insomma che un minimo anche di conoscerli da questo punto di vista professionale. Ormai li conosciamo. Quindi grazie ai fratelli Trevisan. Proseguiamo, io mi alzo e chiamiamo. Certo, chiamiamo Monica Di Lella. Monica Di Lella, e che si siederà al mio posto. Sulla poltrona. Benvenuta. Grazie.
Allora, grazie a Mestre Mia. Allora, Monica Di Lella e mi sono candidata per il Comune di Venezia. Io ho fatto 2 mandati come municipalità di Mestre Centro Carpenedo, e sono sempre stata a contatto con il territorio, ho cercato di risolvere praticamente qualsiasi tipo di problema, e anche la gente presente quando la gente mi chiamava. Adesso la scelta del Comune di Venezia per ampliare, allargare tutto quello che ho imparato, il bagaglio appunto di cose per la municipalità, volevo portarle anche a livello comunale. L'importante è essere sempre a contatto con la gente, con il territorio. Sono sempre stata una persona che a chiamata, quando la gente mi chiamava, sono sempre stata presente in qualsiasi posto, ovviamente la circoscrizione di Mestre. Bisogna continuare a risolvere questi problemi. L'impegno mio è continuare con quello iniziato appunto nella municipalità per quanto riguarda le piste ciclabili, la sicurezza, la viabilità, le manutenzioni. Ritengo che un consigliere, quando si candida, non deve essere focalizzato solo ad un tema esclusivo o 2 temi esclusivi. Bisogna essere per qualsiasi tematica della città. Il cittadino ci elegge per questo, non solo per quello che riguarda il sociale, sicurezza o altro, però deve essere un'ampia visione sotto qualsiasi profilo. Io faccio parte appunto a Forza Italia, sostengo il candidato sindaco Brugnaro assieme alla coalizione con altri partiti. Quindi vi chiedo di dare ovviamente fiducia su quanto ho portato a termine e portare avanti quello già iniziato fino a questo momento. Praticamente sono qua, cerco di mettercela tutta, e anche appunto a fronte di questi cittadini che mi hanno già dato preferenze, diciamo, fino adesso, e che venga proseguito anche per il Comune. Grazie. Grazie Monica. Bene, c'è un'altra cosa di cui vorrei parlare e raccomandare. L'aspetto sanitario di queste elezioni, perché tante persone hanno scritto su Facebook: ma come faremo, la matita, come si va dentro, come si deve fare? Allora, sicuramente è un posto molto, cioè l'urna chiaramente è un posto molto frequentato, le scuole saranno sicuramente sanificate perché da domani cominceranno a pulire tutto, però è imperativo che ognuno di noi vada a votare con mascherina, con dei guanti. Io direi che è utile che ognuno si porti un paio di guanti, o quantomeno che subito dopo si disinfetti le mani, anche prima, e credo che, anzi sono sicura che nelle scuole ci saranno anche disinfettanti. E per quanto riguarda le matite ho letto ma ce le portiamo da casa, ma le matite sono matite copiative, non si possono portare matite da casa, sono quelle fornite al seggio, anche perché sono matite che non possono essere cancellate e così via. Quindi l'aspetto sanitario, mi raccomando, perché naturalmente ci potrebbero essere dei rischi. Bene, io adesso chiamerei qui, prima della prossima persona, il prossimo candidato, Alessandro Massimo Trevisan, che è giusto ascoltare perché li coinvolgiamo, ne abbiamo sempre parlato, però li abbiamo visti molto poco. Se vengono, arrivano, stanno arrivando, perché vorrei che li facciamo sedere sui loro divani. Prego. Possiamo. Certo. Possiamo. Allora, uno qui, uno lì. Bene, come è stata la vostra esperienza con Mestre Mia? Ma devo dire che sicuramente da 3 settimane ormai proviamo un sentimento di, come si può dire, soddisfazione devo dire, per quanto mi riguarda, e sicuramente anche a Massimo.
perché effettivamente la soddisfazione è prima di tutto di aver in qualche modo contribuito ad aver permesso tutto questo, che è stato fatto in maniera, devo dire, esemplare. Poi c'è stata sicuramente la soddisfazione di aver conosciuto un gruppo, quello di Mestre Mia, decisamente molto attivo, molto appassionato in pratica, e questo è stato un motivo di grande soddisfazione che tutto ciò sia stato fatto e sia stato reso possibile. Poi ci sono stati anche parecchi quadretti divertenti in pratica che effettivamente, insomma, nei fuori onda, nelle varie preparazioni di tutto, ha fatto sì che comunque sia stato bello, insomma, ecco, peccato che sia finita, ma come tutte le cose. Peccato tra virgolette. Appunto. Massimo, che cosa vuoi dire? Ma sicuramente concordo pienamente con Alessandro, anche perché ci siamo confrontati in questi giorni io e lui proprio su questa bella esperienza che effettivamente all'inizio non pensavo fosse così coinvolgente anche per noi, perché inizialmente abbiamo detto vabbè, offriamo il nostro spazio proprio per contribuire a Mestre, perché Mestre ha estremamente bisogno di qualcuno che possa incentivare. Ci interessa particolarmente. Ci interessa particolarmente. L'avevo ipotizzato. E voi siete splendidi su questo, perché vedo veramente tanto impegno, tanta serietà e soprattutto tanta imparzialità su quello che fate, che è la cosa più importante. Però effettivamente io e Alessandro abbiamo detto nonostante è stata una cosa tra virgolette faticosa anche per noi, perché comunque cominciando alle 7 di mattina fino alla sera, però l'abbiamo fatto molto volentieri e una cosa che ci siamo detti è stata quella di dire speriamo che Mestre Mia ci coinvolga ancora in futuro per altre iniziative, ecco, perciò... Possiamo scriverlo subito, facciamo un patto, benissimo. Poi c'è stata anche la soddisfazione di aver avuto anche tutte persone di un certo spessore, diciamo, ecco, perché effettivamente quello che ci è anche piaciuto è che effettivamente ci sono stati tutto un gruppo di candidati e così via, tutti molto preparati, tutte persone molto serie, tutte persone che effettivamente, insomma, sì, non robetta, insomma, ecco, sì, quello è il discorso. E poi anche da dire, concludo un'ultima cosa, che anche noi che facciamo questo lavoro più per passione, perché sinceramente in questi ultimi anni se continui a insistere e a impegnarti su questo lavoro lo fai proprio per passione, perché sicuramente sotto l'altro punto di vista non sono anni estremamente di grandi soddisfazioni. Di grandi soddisfazioni, anche se per noi la soddisfazione più grande è poi quella che diamo al cliente, al nostro cliente, certo, perché siamo nati per fare questo e vogliamo resistere a fare questo e a continuare, perciò speriamo che Mestre ci aiuti un po' alla volta anche e si rimetta in piedi, che è quello che merita. Questo è il nostro obiettivo, tanto è vero che uno degli argomenti topici di questa campagna elettorale, o perlomeno di quello che noi abbiamo trattato, è stato proprio la rivitalizzazione di Mestre e di tutta la terraferma per quanto riguarda il commercio e le attività produttive, e devo dire che siamo nel posto, in uno dei posti proprio più solidi e caratteristici della città, per cui quando si dice che come in tutti gli ambiti la qualità paga e la buona volontà, diciamo l'imprenditorialità proiettata verso il futuro, è vero, quindi secondo noi manca forse un passo in più da parte dell'amministrazione, qualunque essa sia, per mettersi a tavolino proprio con voi e con il commercio. Sicuramente un cambio di marcia, quello è poco ma sicuro, perché effettivamente c'è bisogno appunto che anche la città risponda nella maniera giusta. Certo. Quello è il discorso, anche perché il commercio è fondamentale in una città, se manca quello... E specialmente per una città come Mestre, perché certo, Mestre si baserebbe proprio su questo. Certo. Dovrebbe essere proprio la Singapore, la Hong Kong, diciamo, del Veneto. Lo era negli anni 70-80, venivano da Bologna, da Treviso, capito, da Padova ad acquistare a Mestre. A volte evito di fare le passeggiate anche con la mia famiglia a Mestre ultimamente, proprio perché sto male a vedere i negozi chiusi e quelli che hanno intenzione di chiudere. Speriamo di resistere noi, certo, e che ci sia appunto questo cambio di marcia che permetta a Mestre di ritornare ad essere una città propositiva, una città
commercialmente parlando importante e forte, quello sì. Bene. Grazie, allora ci rivediamo dopo. Grazie a voi. Adesso continuiamo con la nostra... per l'intrusione. Siamo a casa vostra. Tanto loro sono a nostra disposizione, Vero? perché poi vi faremo tornare per dire qualcos'altro. Noi siamo qua, quindi se serve ci state dando una mano, certo. fa parte del programma. Bene, Grazie. Prego. Buon lavoro intanto. Buon lavoro. Bene, io chiamerei qui Rosanna Marcato. Benvenuta. Prego. Quando vuole. Buonasera a tutti, sono Rosanna Marcato, sono candidata per il Consiglio Comunale come indipendente nelle liste del Partito Democratico. Ho scelto questo partito perché credo nella grande capacità di Pierpaolo Baretta e nel suo programma per la città. Ho vissuto e lavorato sia a Venezia che a Mestre, dove ho sempre lavorato in ambito sociale per circa 35 anni. Amo entrambe queste città e i loro diversi territori e ne conosco le potenzialità e le sofferenze. Il mio slogan elettorale riassume quello su cui voglio portare la mia voce e il mio contributo. La mia passione e il mio impegno per delle politiche sociali rispettose, inclusive e sostenibili. Voglio un'amministrazione comunale che abbia una visione nuova su come intervenire per migliorare la vita di tutti e in particolare delle fasce più povere e in difficoltà che vivono in questa città. Voglio un'amministrazione che pensi a come riqualificare i quartieri e le zone più degradate. Voglio un'amministrazione che torni ad occuparsi dei diritti dei bambini a crescere con uguali possibilità di partenza in asili e in scuole adeguate. Voglio che il personale occupato nei servizi sia preparato e motivato e non umiliato come ora succede. Voglio una città che abbia rappresentanza di donne in tutte le sue amministrazioni. Oggi più che mai, a fronte di una crisi che ci ha investito in modo pesante, il prezzo più alto lo pagano comunque le donne che devono sopperire alla mancanza di servizi di cura alla persona. Questa giunta li ha praticamente azzerati. Voglio una città che pensi ai suoi giovani non solo quando si scopre che esistano le baby gang, frutto del completo abbandono di politiche educative e culturali. Non un luogo né a Mestre né a Venezia dove possano aggregarsi e divertirsi in modo costruttivo e creativo. Voglio infine lavorare sulla questione dei migranti. La loro presenza è un dato di fatto. Vogliamo organizzare risposte di integrazione adeguate o vogliamo ghetti ingestibili? Le politiche sociali alle quali penso non possono essere disgiunte dal tema della sicurezza in questa città e che questa città chiede, ma ne rappresentano anzi un baluardo indispensabile. Voglio lavorare sulla prevenzione e sul rafforzamento dei legami sociali, sostenendo associazionismo e volontariato. Una cosa è certa, la cultura dell'odio non produce lavoro, né salute né benessere. Invito tutti al voto. Votare è l'unico strumento che ci consente di cambiare quello che non ci piace in questa città. Votate quindi Pierpaolo Baretta, che sarà un ottimo sindaco, e con lui anche me, perché in quello che faccio ci metto non solo la mia competenza, ma anche il cuore. Grazie. Grazie. Molte grazie. Chiamerei Barnaba Barnabò. Ben arrivato. Grazie. Prego. Intanto grazie, buongiorno, grazie per questa opportunità. Mi chiamo Barnaba Barnabò, sono candidato con Venezia è tua, Baretta sindaco, al Consiglio Comunale. Sono laureato in urbanistica, allo UAV, vivo a Venezia, centro storico, ma lavoro a Mestre. Ho 2 bambini, uno appena nato che ha fatto 1 mese. Complimenti. Grazie. Ho deciso di fare questa esperienza, che è la prima volta, per loro, perché voglio lasciargli una città migliore di quella che stiamo vivendo adesso, una città dedicata ai cittadini, non a chi la vive giorno per giorno.
voglio lasciargli una città bella, pulita, ordinata, dove possono uscire tranquillamente liberi a giocare. Ho lavorato 10 anni in Porto e conosco bene quella realtà, che ha una potenzialità enorme ancora da sfruttare e da riconvertire. Oggi lavoro nella sanità, sono momenti difficili, infatti l'ha detto anche lei, andate a votare, lavatevi le mani prima e dopo il voto. La sanità è un punto fondamentale in questo momento nella nostra vita. Voglio focalizzarmi su quello, appunto sul porto e sulla residenzialità, perché non è solo Venezia che sta perdendo cittadini, anche Mestre li sta perdendo a favore di Mogliano, di Padova, di Treviso, e solo riportando i cittadini a vivere qua avremo i negozi come questo che tornano a vivere, avremo, che abbiamo riscoperto essere fondamentali i negozi di quartiere durante il lockdown. Se non ci fossero stati quelli, la spesa dove la facevamo? Dovevamo accalcarci di nuovo tutti nei centri commerciali. Invece portiamo la gente in questi negozi, teniamoli, l'amministrazione deve aiutarli, deve sostenerli, deve portare la gente a parcheggiare facilmente vicino. Dobbiamo essere vicino alle nostre attività produttrici, piccole e grandi. Quindi vi chiedo di votare per Paolo Baretta, la competenza che ha dimostrato in questi anni, e votare per me se Barnabò. Venezia è tua, Baretta sindaco. Grazie. Grazie molto. Daniela Fernanda Fugella. Benvenuta. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, io sono Fernanda Daniela Fusella, ho insegnato per vari anni nei licei di Mestre e sono presidente dell'associazione La Torre di Mestre e La Torre delle Lagune. Già il nome di questa associazione fa capire che l'ottica con cui si agisce è un'ottica in senso metropolitano anche per quanto riguarda Mestre. Qual è il mio impegno per la città di Venezia? Vi dico alcuni punti. Innanzitutto la valorizzazione dei negozi di vicinato. Riconosciamo nella funzione di mantenimento dei posti di lavoro per i giovani e presidio per la sicurezza del territorio. Questo è uno dei punti per cui ho accettato quando mi hanno chiesto di candidarmi come consigliera comunale per sostenere Baretta. Un secondo punto è una economia efficiente e accogliente per una città modello di alta cultura. Chiaramente bisogna partire da alcuni aspetti e uno di questi è il raccordo della produzione locale alla cultura internazionale. Riaccogliamo i nostri giovani laureati che sono partiti per l'estero, creiamo per loro dei posti di lavoro adeguati alle loro aspettative e ai loro interessi. Altrimenti noi avremo sempre giovani che vanno via dalla nostra città e di questi alla fine ritorna soltanto il 20% e questo non va bene per la città stessa e per l'Italia. Un terzo punto è la valorizzazione delle isole della laguna, anche in riferimento a Mestre, in riferimento agli studenti di Mestre. Infatti miglioriamo la residenzialità per chi lavora nelle isole, rendiamo le isole dei centri vivibili idonei per i giovani che vi lavorano in smart working oppure da remoto. Raccordiamo le isole con le università, creiamo delle strutture abitative per chi vi farà ricerca. Le isole possono essere luoghi accoglienti per le start-up finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente lagunare. Un quarto punto è il raccordo tra economia di mare con economia di terra.
E per questo ascoltiamo i bisogni delle famiglie degli operai locali e stranieri che vivono nella città metropolitana e che ne costituiscono il tessuto sociale. Col proprio lavoro essi rafforzano le nostre aziende sul mare, sostengono le attività della pesca, della costruzione di navi. Sono essi che possono essere da supporto a un turismo di qualità e all'artigianato locale. La loro storia costituisce la storia veneziana. Per cui vi chiedo di votare Baretta e se aderite a questi punti sono a disposizione per essere un consigliere comunale. Vi ringrazio. Grazie. Nicola Osserti. Buonasera. Buonasera, ben arrivato. Grazie mille. Grazie della possibilità. Prego, quando vuoi. Sono Nicola Sardi, ho 42 anni, sono di Venezia, ho un bambino di 8 anni, sono diplomato al liceo scientifico Benedetti e attualmente sono disoccupato in quanto lavoratore precario del turismo e per come stanno andando chiaramente le cose a livello globale in un comparto in cui Venezia ha sofferto moltissimo. Non ho probabilmente molto più di tutte le altre città nel mondo. Non ho mai avuto tessere di partito, né ho mai ricoperto incarichi istituzionali, ma ho un bagaglio di 20 anni di attivismo nei movimenti cittadini per l'ambiente, per il diritto all'abitare e contro la mercificazione dello sport. Credo di aver fatto la scelta migliore con la candidatura nella lista civica Tutta la città insieme, in quanto credo fosse giunto il momento di veicolare quell'esperienza passata sul campo e tradurla in qualcosa che portasse delle vertenze dal basso nella politica istituzionale cittadina, soprattutto in ambiti che non sono mai stati accuratamente trattati, non soltanto negli ultimi 5 anni, ma anche precedentemente. La residenzialità in questo comune, perché di un comune si parla, è un problema che affligge la città ormai da più di 20 anni. Siamo stati tutti bravi a segnalare le situazioni di case sfitte che si aggirano su più di 1000, anzi forse attorno alle 2000 tra Comune e Ater, ma bisogna trovare delle soluzioni. Non è chiaramente sufficiente pensare di riportare i cittadini che se ne sono andati da Venezia a Mestre a ritornare a Venezia a Mestre, ma bisogna lavorare con quello che abbiamo già in città e che non viene riconosciuto del diritto di essere residente, come ad esempio gli studenti universitari, i dottorandi, i laureandi, i masterizzandi, i lavoratori pendolari che vivono quotidianamente la città e che anche per motivi legati purtroppo all'ambito della casa dal punto di vista del mercato privato non possono ottenere lo status di residente in quanto più scomodi dei turisti. Chiaramente io invito a votare la lista civica Tutta la città insieme e Giovanni Andrea Martini come sindaco, perché è la parte più radicale e che si è smarcata dall'inizio dai poteri forti e dagli apparati, diciamo, politici classici, e che propone una radicalità nell'intervento, soprattutto dal punto di vista anche del rapporto tra le municipalità. Il rilancio di Mestre può avvenire anche rilanciando le municipalità che devono essere servizi di prossimità, ma anche un incontro tra le varie municipalità. Noi abbiamo lanciato ad esempio il Palio delle municipalità di Pallacanestro, che parla dell'incontro delle rappresentative delle varie municipalità, che potrebbe portare anche nuova linfa al commercio e contrastare quel consumo di suolo che parla di costruzioni di grossi centri commerciali a discapito delle attività locali che invece avrebbero dovuto continuare a vivere in questa città. Per cui votate Tutta la città insieme e Nicola Sardi come consigliere comunale. Grazie mille. Grazie a te. Stiamo finendo il secondo blocco, quindi abbiamo Susanna Migliaccio, se vuole accomodarsi. Buonasera, ben arrivata. Prego. Buonasera, sono Susanna Migliaccio e mi sono candidata per la lista Terra e Acqua, il cui candidato sindaco è Marco Gasparinetti. Il programma di Terra e Acqua diciamo che si basa sulla centralità della persona e in questo mi sono ritrovata perché lavorando in una struttura sanitaria da 25 anni, essendo responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico, praticamente il mio obiettivo, quello che mi prefiggo, è quello di mettere al centro dell'attenzione il paziente.
E proprio per questo diciamo, ascolto infatti con il mio lavoro quotidianamente gli anziani, ascolto i loro problemi, cerco di aiutarli, di informarli e sono convinta che aiutando loro aiuto anche le loro famiglie. E quindi proprio per questo ho pensato di trasferire la mia esperienza lavorativa a livello di consiglio comunale. Allora, partendo dal presupposto che secondo me la popolazione sta diventando sempre più, diciamo, aumentando la popolazione anziana, inevitabilmente aumentano anche le malattie croniche. Questo cosa significa? Che avremo sicuramente un aumento di richiesta di cure. E allora secondo me, come proposta da avanzare, bisogna potenziare i distretti sanitari. Cioè i distretti sanitari dovrebbero occuparsi di gestire i codici bianchi, cioè i pazienti non urgenti, in maniera tale da alleggerire il pronto soccorso e non intasare gli ospedali. Questa è una delle priorità che mi sono ho cercato insomma, di avanzare questa proposta, oltre al discorso dell'assistenza domiciliare, secondo me che è importante, alla quale bisogna dedicare un po' più di tempo, operatori sociosanitari che devono rispondere ai bisogni primari delle persone, e in più un altro argomento che ho toccato è quello delle ambulanze. Secondo me sono insufficienti per gestire l'altissima richiesta che c'è di trasporto di pazienti da un ospedale all'altro, e dal pronto soccorso agli ospedali di rete, e per cui necessariamente c'è un rallentamento dell'assistenza in attesa che ci siano i mezzi liberi. Altro discorso è la fornitura degli ausili, che è legata a una prassi burocratica infinita, e per cui anche questo bisogna dare un po' alleggerire questa cosa. Per quanto riguarda poi il discorso del sociale, è una cosa che bisogna affrontare, ha un significato fondamentale, dietro il quale c'è un mondo a cui dobbiamo dare importanza, bisogna dare più spazi, in maniera tale che anche ad esempio i disabili possano mettere in atto le loro abilità. E concludo dicendo che spero di avere un riscontro positivo in voi, quindi votatemi, Susanna Migliaccio, Terra e Acqua, candidato sindaco Marco Gasparinetti. Buonasera a tutti e grazie per l'attenzione. Grazie, molto bene. Grazie. Bene, terminiamo questo secondo blocco con Emanuele Rosteghi. Benvenuto. Grazie. Ciao. Prego. Buonasera a tutti quanti, sono Emanuele Rosteghin del Partito Democratico di Venezia e sostengo la candidatura di Pierpaolo Baretta a sindaco. Penso che il Comune di Venezia, ma in particolare Mestre, abbia davanti a sé delle sfide importanti che non può non vincere e non giocare fino in fondo. La prima sfida è la sfida della sicurezza. La seconda sfida è la sfida di come riusciamo a integrare la presenza di così importante numero di stranieri nel nostro comune. Sono oltre 34.000 gli stranieri presenti nel Comune di Venezia. Come riusciamo a riorganizzare una macchina amministrativa per dare efficienza di servizi? Ecco, in questi 5 anni queste risposte non sono state date. Per Paolo Baretta e il Partito Democratico e io come consigliere comunale proviamo a dare una nostra strada, una nostra idea di quali sono possibili soluzioni. La sicurezza per esempio non va affrontata soltanto con i vigili, sono importanti, sono indispensabili, ma non bastano. Serve anche un piano di welfare, serve un piano di politiche educative, serve un piano anche di commercio, di vicinato e di politiche urbanistiche. Così come l'integrazione noi la facciamo soltanto anche partendo dalle scuole. Un altro elemento sono i servizi alla cittadinanza e quindi anche il ruolo fondamentale che hanno le municipalità e quanto riusciamo a dare un servizio di prossimità. Oggi le associazioni non sanno più dove rivolgersi, aspettano anni per avere uno spazio associativo, anni per avere una possibilità di garantire la loro attività ai propri volontari. Noi vogliamo fare qualcosa di diverso, anche un'amministrazione più vicina ai cittadini, partendo da alcuni elementi anche, rendendo Mestre in particolare semplicemente più vivibile. E dico 2 tasselli secondo me indispensabili. Il primo è le aree verdi e soprattutto San Giuliano. Noi in questi anni abbiamo visto delle delibere in Consiglio Comunale che il centro-sinistra non ha assolutamente condiviso. San Giuliano deve ritornare a essere il polmone di questa città, deve ritornare a essere un motore pulsante, verde, dove le famiglie si ritrovano, deve ritornare a essere quello che è il parco. Tempo fa è stato presentato un piano di Dimambro, che secondo me è ancora il faro su cui guidarci per costruire il futuro del Parco San Giuliano. E così l'ultimo tassello, un'altra proposta. Quello che io chiamo in qualche modo un triangolo del pensatoio mestrino. Noi abbiamo 3 ambienti straordinari: l'emeroteca, che in Piazza Ferretto oggi è ancora chiusa,
la Villa Querini, che è adibita soltanto a pochi uffici, e poi abbiamo la De Amicis, un altro straordinario spazio che potrebbe essere un luogo di attività, di spazio culturali, di dove fare associazioni, e perché no, anche un museo di Mestre, che non è un museo del Novecento, ma un museo della nostra storia, di noi mestrini, da dove veniamo e dove vogliamo andare. Se credete in questo progetto, Emanuele Rosteghin per il Partito Democratico. Grazie. Grazie. Facciamo un'altra pausa? Sì, io c'è una... Grazie Emanuele. Grazie. Saluti a Maria Teresa Menotto. Grazie. Mi sento qui perché c'è una sorpresa. Fatti un po' più in là. Fatti più in là. Fatti più in là. Perché fino adesso noi abbiamo sempre dato così voce, abbiamo fatto conoscere comunque anche i nostri amici che ci seguono da casa, un po' tutti, no? E allora io volevo cogliere appunto questa occasione a turno per far conoscere un po' anche, non so, per esempio la Sabrina, Alberto, eccetera. Ora vorrei chiamare a sedersi con noi Francesco Chicco Brunello, che è il nostro regista ed è una persona che lo vedete poco, diciamo, in diretta, però è un'occasione se si accomoda e... Lì. Devo venire io là dietro che non so assolutamente. No, adesso lui apre un po' il campo, che così si può togliere la mascherina anche lui e facciamo anche con lui un punto della situazione. Questo è un tiro mancino. Ecco, sempre ci questo è un tiro mancino, perché lo sai che io se ti avvisavo tu non avresti detto di no. Scusa, mi sei legato probabilmente al paletto. Mi sposto perché siccome sennò siamo troppo vicini. No, tranquilli, faccio io da... Allora, siccome noi vogliamo anche un po' così discutere anche per noi, naturalmente con gli amici che ci seguono da casa, fuori io prima ho fatto una passeggiata che c'erano un po' tutti i candidati, mi hanno detto di riportargli testuali parole, cioè i complimenti, bravi, avete fatto un'operazione generosa verso la città, verso i cittadini, gli argomenti e la dedizione verso la città di Mestre è stata così, è piaciuta veramente tanto, no? E tu che sicuramente hai molta più esperienza di me, hai vissuto, io lo so per certo, quindi lo dico perché lo so, hai vissuto diverse campagne elettorali, no? Come vedi questa campagna elettorale 2020? Diciamo che io e te abbiamo vissuto la prima nel 2015 perché ci siamo approcciati nel 2013 quando è nata Mestre Mia. Dunque io ricordo quella del 2015, sì, la ricordo, diciamo, non bene naturalmente come questa. Tu hai vissuto anche quelle prime, ma questa, cosa ti sembra di questa? Beh, questa mi sembra diversa. Innanzitutto abbiamo l'aiuto dei social, no? Che si sono sviluppati in questi ultimi 4-5 anni, che prima non avevamo. Prima c'erano solo i manifestini, spreco di carta tra l'altro, che adesso sono abbastanza diminuiti, no? Quindi già questa è una cosa molto positiva. All'insegna del progresso. Esattamente, vedo quest'anno molta partecipazione. Non mi sono candidato in nulla perché volevo appunto stare al di fuori e vedere quello che succedeva, no? Vedo molta partecipazione e questo incontro di questa sera mi sembra un po' la notte prima degli esami, no? E queste persone sì, che sono qui, uno vuole dire la sua, tutti con toni pacatissimi, non c'è stato nessun scontro verbale. E non so se condividi la mia reazione che ho avuto anche con molti dei candidati che erano emozionati. Sì. E io ho detto che probabilmente quell'emozione che provavano, che poi mi ricollego anche alla tua notte prima degli esami, si può dire, però fa parte di quel linguaggio che serve per comunicare con la città, con il tessuto, con il territorio, no? Certo. Forse questa emozione ti dà l'idea non di una preparazione, di un professionista, diciamo, ma di persone che si mettono in gioco e quello che fanno lo dimostrano anche con l'emozione. Infatti mi è piaciuto molto questo, la modestia, no, delle persone che si presentano così come sono realmente, che non vanno oltre le righe, che hanno i loro programmi, tutti tra l'altro condivisibili, non vedo differenze destra, centro, sinistra, perché dopo 5 anni di una passata amministrazione vedo che c'è voglia comunque di cambiamento, di migliorare, a prescindere da chi verrà eletto, non ha importanza, che qualunque parte esso sia, tutti hanno voglia di cambiare. Ecco, ma la domanda che poi volevo farti in origine era questa,
Quello che rappresenta un po' la novità è questo soffermarsi a parlare di Mestre. La nostra associazione è un'associazione culturale di forte, come si può dire, matrice cittadina, quindi di Mestre, e probabilmente, tu me lo confermi, nelle altre campagne questo tanto parlare della città non si era mai verificato. Assolutamente no, perché negli anni precedenti c'era Venezia, no? Venezia. E invece pian pianino i cittadini mestrini hanno creduto nella loro identità, hanno cominciato a conoscere la storia a fatica, perché Mestre Mie sono centro studi storici, tutte quelle associazioni che gestiscono un po' la storia di Mestre, che se la portano sulle spalle, che hanno un po' smosso le acque, secondo me. Quindi la coscienza c'è, manca l'appoggio di un'amministrazione che sia cosciente che noi vogliamo che Mestre ricresca, un rinascimento di quella città. Esatto, si può fare. Noi diciamo poniamo l'accento proprio sull'aspetto delle associazioni, no? Sono importanti per il territorio, per tutti gli argomenti del mondo, diciamo, no? Che riguardano la quotidianità della nostra città, la cultura, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, va bene, niente, era più che altro per avere un colpo a sorpresa, ma io penso che sia stato gradito. Volevo ringraziare anch'io i fratelli Trevisan che ci ospitano qui, perché penso che i fratelli Trevisan secondo me ormai saranno li coinvolgeremo. Dovremmo coinvolgerli. Siamo al centro di Mestre, la vetrina e anche perché persone, quindi ci sentiremo parecchio in debito con loro, no? Sì, decisamente. Proseguo col mio lavoro. E io lascio il posto alla grande Maria Laura. Grande nel senso che sono proprio grande, ingombrante. No, nel senso che sei grande. Bene, allora, c'è una cosa che mi hanno suggerito a proposito del commercio, che abbiamo parlato di tante cose, i cittadini ci hanno scritto, però non sempre si è riusciti a dare le idee. Per quanto riguarda il commercio e le vetrine chiuse, una persona ha detto, ma perché l'amministrazione non potrebbe aiutare, diciamo, avere relazioni buone con i proprietari dei fondi, naturalmente quindi dei negozi, proponendo in collaborazione con lo IUAV, l'Accademia delle Belle Arti e comunque l'università, di illuminare le vetrine chiuse e mettere temporaneamente delle esposizioni in modo da avere le luci accese, le cose da vedere, la gente che va in giro. Questa è una cosa secondo me bellissima che bisognerebbe proporre a tutti i candidati sindaco e soprattutto a chi vincerà questa tornata elettorale, perché naturalmente serve dal punto di vista della sicurezza, del degrado, del commercio, del passaggio, della rivitalizzazione della città e così via. Ma guarda, cosa ne penso? Te lo dico subito, perché questa è una delle proposte che noi prendemmo in esame ancora molti anni fa. Perché la stessa cosa si verificò con Monfalcone Viva. Se voi andate su internet trovate. Monfalcone Viva fece, parlo di diversi anni fa, mi sembra 5 anni fa, forse Francesco Brunello si ricorda e anche Tosconi, io la proposi, esattamente quello che tu hai spiegato adesso. Quindi con l'intervento dell'amministrazione illuminarono quelle strade dove comunque erano diventate buie per effetto delle chiusure dei negozi e puntarono, come giustamente hai spiegato bene tu, dando i locali in qualche modo in prestito a mostre, ad artisti, artigiani, e la città si riprese egregiamente e superò quella fase di... Questa è una cosa che si può fare tranquillamente, perché poi naturalmente i proprietari lo danno, diciamo, in prestito, comunque con un accordo, fino al momento in cui riescono ad affittarlo, ma anche dal loro punto di vista affittare un negozio che è già aperto, che già si vede nel giro e che ha già un passaggio, è anche più accattivante e appetibile che non uno che invece ha la recensione. Ma oltretutto noi stiamo facendo questa cosa ormai da quasi 3 settimane e devo dire che poi nelle ultime 3 settimane
mi sono accorto di quanta fame di cultura c'è, certo. No? Di quanta gente c'è, certo. Artisti, musicisti, scrittori, cioè voglio dire, i contenuti ci sarebbero, no? E me ne sono reso conto in questo periodo qua, perché abbiamo avuto tutta una serie di contatti con moltissime persone, abbiamo discusso questi problemi, dunque si è percepito. Ci faremo portavoce? Ci facciamo portavoce anche di questo. Benissimo, ok. Avanti il allora, prossimo. Riprendiamo, certo, con Mario Poggini. Buonasera. Buonasera. Prego. Ero emozionato prima. No, ma scherzo, ci mancherebbe. Siamo in un bellissimo salotto tra amici, quindi... Allora. Quando vuole, direi. Bene. Mi chiamo Mario Poggini, sono romano di nascita e veneziano di adozione. Sono arrivato qua negli anni 90 come dirigente dell'INPS, poi ho fatto il direttore provinciale in varie sedi d'Italia, ma poi qui mi sono stabilito. Dopo Roma, Venezia ci sta bene, insomma. Sono candidato alla municipalità Mestre Carpenedo, scheda rosa. Il simbolo è questo e la lista si chiama Verde Progressista. Partecipo perché insieme con altri vogliamo proseguire un'attività che è già stata svolta dalla municipalità uscente, diciamo, e che riguarda l'ottenimento di alcuni risultati, il raggiungimento di alcuni obiettivi banali che il sindaco Brugnaro 5 anni fa aveva dato quasi per scontata, anzi appena divenuto sindaco ancora ricordo un suo blitz nei giardini di Via Piave vicino alla stazione a caccia del diffusore di droga, no? di qualche africano che vendesse droga. Poi non se ne è fatto niente e ancora oggi quello è un problema. Quindi una municipalità rinnovata per affrontare e risolvere i problemi principali che sono sicurezza, casa per chi non ce l'ha e magari dorme in macchina, soprattutto in presenza di molti appartamenti sfitti, vuoti, e superamento del degrado che fa di Mestre ancora oggi una non città, una città, un luogo brutto, non città, un luogo brutto. La lista Verde Progressista si presenta anche al Comune e candida a sindaco insieme con altre liste centrosinistra Pierpaolo Baretta. Pierpaolo Baretta, sì. Pierpaolo Baretta si presenta con questo slogan, una sola parola, insieme. Insieme ai cittadini, insieme alle categorie, insieme ai portatori di interessi, per fare di Venezia una città che si rapporti col mondo e superi quest'epoca di Brugnaro, di un sindaco padrone che come padrone, lo sguardo del padrone ingrassa il cavallo ma non lo fa vincere l'Arco di Trionfo. Invece Venezia è una città che deve correre l'Arco di Trionfo. Invece che misurare i centimetri di asfalto sulle piste ciclabili dovrebbe rapportarsi con i sindaci di Roma, di Milano, di New York, di Londra, ma Brugnaro questo non lo fa. Baretta è il sindaco che può farlo. Un'ultima cosa, per quanto riguarda la sicurezza, non so se ho tempo, ma io dubito fortemente che il problema siano un gruppo di africani, per quanto organizzati, che danno vita a un traffico che arriva in televisione, di cui ne parla Report ed altre trasmissioni. In Italia c'è una malavita organizzata, bisogna che il Comune, la Regione facciano appello al Ministero degli Interni perché intervenga in maniera adeguata. Non è un fatto solo di polizia locale, è un fatto più profondo. Grazie. Grazie molto. Benissimo. Chiamerei Cristiana Cermeli. Benvenuta. Grazie. Grazie. Prego. Buonasera a tutti, sono Cristiana Cermeli, candidata al Consiglio Comunale della lista Venezia e Tua Baretta Sindaco. Ho 58 anni, sono laureata in lettere, ho avuto diverse esperienze di tipo organizzativo e sono stata dirigente dell'assessorato al turismo dal 2008 al 2015.
Io credo fortemente nella necessità di Mestre, che è proprio Mestre mia, o Mestre nostra, perché poi ringrazio voi per averci coinvolto in questa bellissima maratona, ma ecco, come mestrina doc sono convinta che Mestre abbia le migliori carte da giocare per essere una città a tutto tondo, e credo che si debba lavorare moltissimo sull'elemento di identificazione della città, cioè bisogna trovare delle cose che facciano sì che noi mestrini ci sentiamo parte di un tutto. Personalmente io credo che questo elemento di congiunzione tra Venezia e Mestre e di identificazione di Mestre debba essere il Parco di San Giuliano, nel senso che il parco non è solo un polmone, non è una questione ambientale, è un elemento sfidante dove noi mestrini possiamo trascorrere il nostro tempo, portare i nostri figli, vedere i nostri amici e i nostri compagni, ma anche affacciarci alla laguna, vedere Venezia di fronte e avere questa percezione che Venezia sia veramente a un tocco di mano. Io personalmente poi pratico la voga, per cui devo dirvi che anche vista dal Punta San Giuliano il parco è una cosa fantastica, cioè è veramente un elemento di identità su cui ci giochiamo il nostro futuro. Vorrei dire un'altra cosa su me stessa, perché credo che poi il focus di questa maratona fosse quella di far conoscere a chi non ci conosce noi candidati. Allora, io canto in un coro che è la Big Vocal Orchestra, il più grande coro d'Italia. Siamo 300 persone che provano in 2 sedi distinte, a Venezia e a Mestre. Facciamo le prove, ognuno nella propria sede, impariamo i movimenti, impariamo gli spartiti. Poi quando siamo insieme siamo un unicum e non c'è differenza tra chi ha fatto le prove a Venezia e chi ha fatto le prove a Mestre. Il coro va al di sopra di quello che è ciascuno di noi. Se voi condividete questo mio modo di sentire, io sono Cristiana Cermeli, lista Venezia è tua, scheda celeste, e la cosa più importante è andate a votare. Grazie. Grazie Cristiana. Maurizio Baratello. Benvenuto. Buonasera. Buonasera. Prego. Quando vuoi. Bene, io diciamo che sono un veterano del Consiglio Comunale, nel senso che ho trascorso 17 anni nel Consiglio Comunale, ho avuto la delega sindaco commerciale, federalismo fiscale, politiche fiscali, sono un commercialista con studi in Venezia e un cultore di economia e un amante del federalismo demaniale e fiscale. Nel senso che ho scritto testi, ho scritto parecchie cose e un elaborato è stato approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio Comunale del 21 maggio del 2009. Detto ciò, siamo qui io sono chiaramente candidato di Idea Comune. Idea Comune è una lista civica che ho concorso a fondare, a elaborarne il programma, stabilendo dei punti prioritari. Allora, il punto prioritario è che le 2 città, Venezia e Mestre, devono vivere un momento completamente diverso. Venezia deve diventare capitale mondiale della cultura, Mestre deve costruirsi, e noi concorreremo a farlo, in una città nata per la logistica, per l'interscambio, per gli affari economici, commerciali e contrattuali su scala europea. Noi abbiamo un richiamo preciso al comma 22 all'articolo 1, all'unico articolo della città metropolitana, che è la nomina diretta del sindaco della città metropolitana, e quindi di conseguenza, ma siamo anche per lavorare nelle opportune sedi all'ANCI e anche in Parlamento per estendere il concetto di città metropolitana non già alla provincia, ma riprendere la cosiddetta patreve,
cioè la Padova, Treviso, Venezia, quindi un'area vasta dove si possono collocare dimensioni nuove e dare respiro all'attività commerciale, all'interscambio e alle relazioni internazionali. Detto ciò, noi puntiamo sul ripopolamento della città facendo una grande ristrutturazione del patrimonio pubblico oggi abbandonato, sono oltre 12.000 appartamenti, utilizzando le leve fiscali che sono di recente approvazione governativa 110%, e questa ristrutturazione va in capo a chi? Ai giovani, agli anziani. Bisogna cambiare chiaramente un po' le politiche sociali, eccetera, molto rispetto a quello che è stato fatto rispetto a un recente passato, quindi all'amministrazione Bugnaro che ha tagliato proprio il sociale, e l'altra parte riguarda anche il pendolarismo. Io invito a votare per Idea Comune, che appoggia come sindaco, candidato sindaco Baretta, e auspico che ci sia una partecipazione al voto importante e significativa. Grazie. Grazie. Ah, mi dimenticavo una cosa che è importante per Mestre. Guarda che non abbiamo avuto tempo per... Sì, no. Volevo consegnarvi queste due delibere, e precisamente la delibera 71 del 13 dicembre del 2019 e la delibera 55 del 16 luglio 2020. Sono due delibere importanti perché la prima, cioè la 71 del 2019, prevede la riorganizzazione delle aree con passaggio in area di Cavagnaro, parliamo di area di Cavagnaro, quindi al confine anche col Parco di San Giuliano, e questa è la prima delibera. Significa che cosa? Che è stato trasformato da area agricola ad area edificabile. Qualcuno si dice che abbia costituito... Guarda che devo togliere la parola perché purtroppo abbiamo finito. E questa è la seconda che riguarda invece la parte della cementificazione di Mestre. Grazie, molte grazie. Arrivederci, buona serata, buon lavoro. Cecilia Tonon, buonasera. Prego. Quando vuole. Buonasera a tutti, mi chiamo Cecilia Tonon e faccio parte della lista Venezia Tua, Baretta Sindaco. Sono consigliere di municipalità uscente della municipalità di Venezia Murano e Burano e ho pensato di continuare questa strada per aiutare la mia città. Io sono attiva come cittadina veneziana e come mamma da moltissimi anni. Ho fondato a Venezia l'associazione Masegni e Nissioletti negli anni in cui ho iniziato a occuparmi attivamente di Venezia e a capire che è bello lavorare tutti insieme per prenderci cura della città dove viviamo come se fosse il salotto di casa nostra. Con queste iniziative ho portato molte persone, abbiamo creato un bellissimo gruppo per prenderci cura della città, pulire i muri dai graffiti, e abbiamo curato insieme tutto il restauro dei missioletti veneziani che erano stati modificati nelle loro edizioni, cosa che non era stata molto gradita dalla cittadinanza. Credo moltissimo nel rapporto attivo fra cittadini e istituzioni, per cui la politica non deve essere un qualcosa di diverso, i cittadini possono impegnarsi in prima persona ed è brutto che non ci sia fiducia nella politica, perché i politici possono essere gente comune, tutti possono fare qualcosa per migliorare la città dove stanno e l'ambiente dove sono. Io credo moltissimo nella possibilità di rendere Venezia, tutta l'area di Venezia, molto più vivibile per noi persone normali, per i ragazzi di tutte le età, per i ragazzi di 10 anni, per i ragazzi di 20, di 50, di 80, ed è una cosa per cui voglio impegnarmi. In particolare punto molto alla vivibilità della classe media a Venezia e a Mestre, per quello che riguarda le case, per quello che riguarda i trasporti e i collegamenti tra le nostre due città, che sono un punto molto dolente. Nella nostra lista, nel gruppo con cui lavoro, che è una squadra molto compatta che lavora insieme da molti anni, abbiamo a cuore anche l'elemento ecologico, per cui contiamo di puntare molto sul verde cittadino, sia a Venezia che a Mestre. La cura e il decoro della città continueranno ad essere elementi importanti del mio lavoro se sarò eletta, e la cosa importante per me sono gli spazi per i ragazzi, le attività sportive e le associazioni. Le associazioni hanno un ruolo fondamentale nell'educazione dei ragazzi più giovani
Io credo moltissimo nel modello peer-to-peer, per cui i ragazzi più grandi coinvolgono e insegnano a quelli più piccoli, e questa sarà una cosa che dovrà essere assolutamente sviluppata. Vi ringrazio per questa possibilità e buon voto a tutti. Grazie. Cecilia. Mi dicono che adesso ci sono altri 2 entry della nostra squadra bellissima. Allora io inviterei qui Alberto Rusconi e anche Sabrina Scarpa. Buonasera. Buonasera, prego. Buonasera. Allora, qual è stata la... Sentiamo prima la Certo, Simone. lasciamo parlare. Ecco, qual è stata la tua esperienza qui? Come ti sei sentita? No, bellissima. Bellissima, devo dire, perché intanto ho conosciuto tantissime persone e l'esperienza anche di fotografare tante persone così non l'avevo mai fatta, quindi bellissima, ma anche bellissima per il tema, perché anch'io sono riuscita a capire qualcosa più che qualcosa su chi votare o a chi indirizzarmi, insomma, è stato veramente interessante. Sì, devo dire che Sabrina ci ha proprio seguiti sempre, ha fatto centinaia, cioè, io non lo so quante. Non le ho contate. Perso il conto, però ha cercato di prendere il meglio di ognuno di noi, decisamente, e anche di ogni candidato, perché poi sono state anche trasmesse le fotografie, quindi una testimonianza anche fotografica di tutto rispetto che resterà nei nostri annali, quindi veramente vi ringrazio che avete pensato a me, insomma. Ma certo, come no. Ecco, ma va. Molta subisce la fotografia, sì. Alberto, invece, tu che cosa ci dici? Bello, sì, sono sicuro che la gente sia piaciuto questo format che è stato creato, molto interessante, utile a tutti quanti per capire quelle che possono essere i suggerimenti delle persone, per venire a essere più consapevoli anche di quelle che sono le necessità della nostra città e che cosa propongono queste persone. Difficilmente vengono messi in evidenza questi valori dai presidenti di municipalità, dai consiglieri, e si vota per conoscenza della persona ma senza conoscere a fondo invece quello che può essere il programma. C'è qualcuno che magari ti ha suggerito qualche cosa che magari non è stato trattato qui, che ti è rimasto in mente? No, direi che veramente abbiamo sono stati affrontati tanti argomenti, ci sono state molte proposte, tutte quante degne di nota, veramente si doveva fare un decalogo e analizzarle tutte con calma, perché è stata messa veramente tanta carne al fuoco. Bene. E credo che quindi siamo contenti, le persone che siamo seguito a casa. Bene. Dobbiamo ricordarci che il sindaco di Venezia si decide a Mestre. Assolutamente. Ecco, quindi questo è un mantra che dobbiamo ripeterci. Il sindaco di Venezia si decide a Mestre. E io da fuori campo dico anche questo, no? Che il fatto che anche noi ci siamo messi davanti alla telecamera così a parlare con... Guardate, chi manca? L'unico appello manca il nostro sindaco ed è stato l'unica nota. È un peccato. Brutta, diciamo, però è un piccolo dispiacere. È un piccolo dispiacere. Sì. Perché qui sarebbe stato ben accolto. Sì, senz'altro, anche perché abbiamo trattato tutti. Devo dire che Maria Laura ha saputo accogliere benissimo tutti, e qui ci sono stati quelli di Partito di Rifondazione Comunista, 5 Stelle, PD, Lega, voglio dire, no? Va bene, grazie. Va bene. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Quindi possiamo riprendere. Allora, continuiamo con Alberto Scarpa. Benvenuto. Buonasera. Buonasera. Grazie. Prego. Buonasera. Mi date voi i tempi? Sì, ho visto. Sì, dopo le faccio. Ai 30 minuti Va bene. Beh, innanzitutto io sono Alberto Scarpa, come avete detto. Vi ringrazio per questa opportunità, per questa possibilità. Bella la location, bellissima iniziativa. Avete ravvisato ulteriormente la campagna elettorale di questa città. Allora, io sono veneziano, abito a Chirignago, ma io mi ritengo veneziano. La perdoniamo.
Ho studiato a Venezia, i miei genitori sono veneziani da sempre, il mio cognome poi denota anche la venezianità, e sono laureato in economia e commercio, sono manager di una società di informatica, esperto in project management e tra le varie cose sono anche attivista del Movimento 5 Stelle. Ho avuto una piccola esperienza come portavoce presso la municipalità di Mestre e Carpenedo e sono qui perché non sono convinto, non sono soddisfatto di come l'amministrazione negli ultimi 5 anni ha gestito la nostra città. Ho sentito dei precedenti colleghi che mi hanno preceduto qui, tante idee, tante cose interessanti. Noi abbiamo un progetto di Venezia sicuramente diverso da quello dell'ex sindaco Brugnaro, che parte da un punto fermo, da un faro fondamentale. Venezia è unica, è preziosa, è fragile, così come la laguna è bellissima, fragile, e così anche Mestre, perché Mestre ha la nomea di essere brutta, no, non è assolutamente vero, anzi deve essere anche Mestre preservata, valorizzata, arricchita. E come fare? Allora, per quanto riguarda Venezia bisogna preservarla, quindi regolare i flussi turistici. Adesso ci lamentiamo perché con il Covid non ci sono i turisti, però fra 6 mesi, si spera anche prima, i flussi ritorneranno. Bisogna evitare lo spopolamento, bisogna far uscire le grandi navi dalla laguna, sia le navi più piccole che lo yachting. Bisogna valorizzare Mestre. Mestre si sta spopolando, le attività commerciali, avete parlato di vetrine chiuse, fa una tristezza incredibile. Io mi ricordo quando Mestre era molto viva, quindi con la leva fiscale bisogna costringere i proprietari di fondi a tenere aperto. O cedono o tengono aperto, possono cedere anche con quella bella iniziativa, che però è un palliativo, non può essere una soluzione di lunga durata, che dicevate prima, cioè utilizzare le vetrine per fare mostre, per fare comunque cultura. Allora, vi chiedo 3 voti, un sì alla riduzione dei parlamentari, un sì al Movimento 5 Stelle in Regione, perché Zea dice che va tutto bene, non è perfettamente vero, un sì a Sara Wiesmann in Consiglio Comunale e se volete un sì anche per me Alberto Scarpa. Grazie mille. Grazie. Ecco, Alberto Scarpa ha parlato di una cosa importante, cioè ci saranno anche le elezioni regionali. Noi abbiamo dovuto operare una scelta quando abbiamo deciso di intraprendere questa avventura. Ci siamo concentrati sul Consiglio Comunale, perché i candidati sono tanti, perché sono quelli più aderenti, diciamo così, alle problematiche di Mestre della terraferma, però chiaramente ci sono anche, e sappiamo che ci sono dei candidati trasversali per non tutti i partiti, ma di molti partiti, che si presenteranno alle elezioni regionali. Quindi io vi consiglio, vi propongo, perché mi è anche stato chiesto, di dare un'occhiatina a quali candidati per i consigli regionali ci sono di Mestre, e magari pensate che Mestre non è mai stata rappresentata in consiglio regionale, per cui magari sarebbe la volta buona per poter fare un passo in più e avere anche in regione qualcuno che pensi solamente, o quantomeno per la maggior parte del tempo, con molte energie alla nostra città. Bene, proseguiamo. Adesso io chiamerei Giulia Conte. Ben arrivata. Grazie. Buongiorno. Prego, non vuole. Allora, io sono Giulia Conte, ho 32 anni e sono candidata al Consiglio Comunale con la lista civica Sitran. Il nostro candidato sindaco è Marco Sitran. Allora, partiamo da un presupposto: l'omologazione amministrativa di Venezia e Mestre non ha favorito la città di Mestre, e questo è un dato di fatto. Il nostro progetto per Mestre invece è ambizioso. Noi pensiamo a Mestre come il cuore pulsante della città metropolitana. La città metropolitana che guarda a Treviso e a Padova ed è collegata con una mobilità sostenibile a tutti i
i comuni limitrofi. La città di Mestre in questo momento sta soffrendo uno spopolamento che è dovuto ad un peggioramento della qualità della vita, è dovuto a un peggioramento della sicurezza, è dovuto al rincaro degli affitti. E come si può agire in questo? Da parte mia io ritengo sia necessario soprattutto intervenire sulle fasce più fragili della popolazione, che sono quelle giovani. Cosa si può fare per i giovani? Bisogna agire attraverso l'istruzione, gli operatori del settore, ma anche attraverso le associazioni che stanno facendo molto, si stanno spendendo molto per creare un senso di consapevolezza e un senso civico nei confronti della popolazione. Bisogna che l'amministrazione aiuti le associazioni, dialoghi con loro e si crei insieme una strategia per interagire. Molto importante nei confronti dei giovani è trovare un influencer, permettetemi la parola in inglese, positivo. Quindi una persona che riesca a intercettare i giovani anche con le nuove tecnologie e con gli strumenti adatti. Ultimo punto molto importante per me è cercare di ridare vita ai negozi di vicinato, perché i negozi di vicinato in questo momento stanno soffrendo moltissimo a causa dei centri commerciali, che vediamo anche essere il centro di aggregazione dei giovani che non vivono più le strade e la città. Aiutiamo i commercianti creando una rete tra commercianti e amministrazione che possano sostenersi ed avere sgravi fiscali affinché i giovani ritornino a vivere le strade, le serrande si rialzino e la strada, le piazze, le vie si ripopolino con un nuovo senso civico. Ancora qualche secondo. Grazie. Aspetta il voto allora, quindi. Allora, appello a voto se vi piace il nostro programma. Io sono Giulia Conte, candidata al Consiglio Comunale con la lista civica Sitrani. Il nostro candidato sindaco è Marco Sitrani. Bene, grazie. Grazie, grazie. Bene, allora, Chiara Sabadini. Buonasera, ben arrivata. Grazie. Buonasera. Innanzitutto vi devo dire che è la mia prima esperienza, è la prima volta che mi candido politicamente, la mia prima esperienza. Sono candidata in Consiglio Comunale di Venezia e per la lista Venezia Verde Progressista, che appoggia lo schieramento di centrosinistra al candidato sindaco Pierpaolo Baretta. E quello che posso dire è che io vivo questa città, abito a Mestre, in terraferma, in zona della Bissuola. Lavoro in centro storico a Venezia, nella città antica o città d'acqua come dir si voglia, e conosco questa città molto bene perché è una città molto affascinante in tutti i suoi aspetti, sia in terraferma che in centro storico. La vivo anche come madre, oltre che come cittadina, ho 2 figli adolescenti e quindi ho potuto vedere sulla mia pelle quello che questa città mi ha offerto quando sono arrivata, perché non sono originaria di qua, quando sono arrivata più di 10 anni fa, e ho visto purtroppo invece che cosa mi è mancato sempre di più negli ultimi 5 anni. La mia impressione, come quella di moltissime delle persone che hanno deciso quest'anno di impegnarsi in politica, e sono parecchie, non so se avete notato quanta gente nuova ha deciso di spendersi, e c'è un motivo. Questo è stato fatto perché c'è una volontà collettiva di riprendersi in mano questa città, ridarle una speranza, e per città io intendo tutta, davvero in tutta la sua interezza e in tutto il suo territorio, perché purtroppo negli ultimi anni l'abbiamo vista proprio impoverirsi. L'impoverimento è nato da diversi fattori, sicuramente ci sono dei fattori che non sono responsabilità di nessuna amministrazione locale ma sono globali, però le amministrazioni locali molto possono fare per rispondere a questi problemi, e lo vediamo in tante altre città, mentre la nostra ha abbastanza rallentato tutto lo sviluppo della città. Questo perché a nostro avviso la giunta uscente non è stata in grado, non ha voluto, dopo ognuno dia i propri giudizi, non è stata in grado di mettere insieme tutta una serie di potenzialità che questa città comunque ha, le ha sempre avute e continua ad averle nonostante la fatica di mantenersi. Sono sicuramente dall'artigianato, che tutti sappiamo che Venezia ha una tradizione artigianale veramente notevole, dall'artigianato al commercio, ma anche ha un capitale umano veramente notevole, che è molto raro trovare in
in altre parti. Quindi la mia esperienza mi dice che recuperando tutta una serie di competenze sia di capitale umano che anche di gestione della pubblica amministrazione si possono promuovere determinati processi che quindi poi sono in grado di risolvere i problemi o almeno attenuare alcuni effetti delle problematiche che ci si trova di fronte. Questo si può fare, bisogna avere la volontà e le competenze, per cui io vi assicuro che nello schieramento di centrosinistra che ho potuto conoscere in questi mesi di campagna abbiamo tantissime competenze, a partire dal candidato sindaco che è estremamente competente in pubblica amministrazione, così come moltissimi candidati. Io stesso ho anche un master in pubblica amministrazione, per cui io chiedo alla città di Venezia tutta di votare per il centrosinistra, Pierpaolo Baretta candidato sindaco e possibilmente la lista Venezia Verde Progressista e io sono Chiara Sabbadini. Grazie. Grazie. Buona serata. Buonasera. Angelo Pistilli. Buonasera. Prego. Buonasera a tutti, mi presento, sono Pistilli Angelo, sono un residente a Mestre da 30 anni ma nato a Venezia e vivo e lavoro a Venezia in questo momento come impiegato in un istituto di credito. Ho una famiglia che abita nella zona del Terraglio e conosco le problematiche di Mestre e del Terraglio da abbastanza tempo. Abbiamo fondato, io sono stato fra i fondatori dell'associazione Terraglio dintorni, che in questi anni ha sempre cercato di tirare fuori tutti i temi forti della città, che non sono i temi di un quartiere, sono i temi di tutta la città di Mestre. Mestre è presente nella pianura padana e questa pianura padana sappiamo benissimo che è una delle zone più inquinate d'Europa. Ecco, il mio impegno come cittadino, come candidato della lista Tutta la città insieme, ha trovato in questo programma di questa lista tantissime cose che già condividiamo e su cui già stiamo lavorando da vari anni, sia come Terraglio dintorni, per cercare di favorire un trasporto pubblico sempre migliore, per cercare di favorire una sostenibilità anche della possibilità di vedere dentro la nostra città strade meno piene di macchine e più piene di biciclette, e poi abbiamo cercato di portare avanti per tanti anni, sono stato anche presidente del COCIT, il comitato che si è interessato della tangenziale, il tema dell'inquinamento in città. Questo è un tema fondamentale di cui molti non ne hanno parlato in questo periodo. Nella nostra lista vogliamo prendere veramente in mano la situazione, perché non è possibile che dopo tanti anni di amministrazione, soprattutto in questi ultimi 5 anni, la città di Mestre non abbia affrontato questo tema, non abbia messo al centro il tema della salute pubblica che viene bloccato dalla situazione della tangenziale, che è ancora una strada all'interno della città, non è una strada della città, è un'autostrada che ci passa in mezzo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire cominciare a pensare a una strada dentro la città che abbia meno traffico, limitando il traffico nostro. Questo vuol dire anche saper riprogrammare i trasporti pubblici, i trasporti treno e bus, per poter avere una città più sostenibile. Per questo io vi invito a votare per la nostra lista, invito a votare per me come candidato al Consiglio Comunale Pistilli Angelo, perché noi su questo ci spenderemo tutta la nostra forza. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Chiamerei Giovanna Luzzi. Ben arrivata. Ciao signori. Prego. Dico un ciao generico, visto che ci conosciamo. Certo. La vecchia data. Quella è la... Allora, io credo che non voglio in questi 3 minuti fare pubblicità alla mia campagna, ma una cosa importante, quindi Luzzi e Giovanna sono dentro la lista civica Sitrana. Però c'è una cosa importante, non sono mai stati fatti i nomi dei candidati di lista. Io la trovo una cosa un po' tragica, quindi io ritengo più di nominarli, anche perché più di 2/3 dei candidati sono della terraferma, rappresentano tutta la nostra città e quindi io, anche in qualità di rappresentante della lista, voglio nominarli tutti, è il minimo. Ho il foglio perché magari sbaglio, anche per il lavoro. No, sono pochi, siamo pochi, siamo nei limiti del limite. Va bene. Va bene. Allora, Coluccio Giancarlo, residente a Mira, manager turistico. Galimberti Emanuela, vive in Venezia e comunque assistente notarile del padre, eccetera. Silvestri Sebastia vive a Chirignago, quindi abbiamo un rappresentante locale, operatore ittico. Bernabé Bernadetta,
Benedetta vive in Venezia, è un rilevatore statistico. Bagolin Leonello è sempre manager dei Ciga Hotel, quindi settore turistico, non è nato il nostro locale, però vive in Lombardia. Puccioni Roberta vive a Mestre, dipendente comunale. Cingarlini Simone è praticamente un web manager ed è comunque un imprenditore di Verona, è quello che collabora per il settore web. La Sun Gioia è una nostra rappresentante, figlia di famiglia cinese, italianizzata, quindi è nata in Italia, cittadina italiana, giovanissima, interprete, quindi anche con un livello culturale notevole. Poi c'è Luzzi Mossatuglio, è di Mestre, è nato a Mestre, vive in quartiere Piave. È venuto già qui. È venuto già qua, l'abbiamo già visto, collaboratore investigativo e promoter. Modè Carolina, studentessa, vive in Venezia. Desio Igor di Mogliano Veneto, informatore farmaceutico. Guido Lindoriana è un avvocato addetto a settori amministrativi e legali, è di Mestre, zona Carpenedo. Poi abbiamo un rappresentante della comunità bengalese, Farouk Omar, vive in Mestre, cittadino italiano, ha ottenuto la cittadinanza, con famiglia, figli nati qui, lui è praticamente aiuto cuoco. Grigio Isabella vive a Venezia ed è responsabile di un marchio calzaturiero importante. Arduino Cristiano di Mestre, Mestre Centro, addetto alla sicurezza. Barreto Yosmari è venezuelana, ha preso la cittadinanza al Lido, sono nate le figlie al Lido, è un ingegnere petrolifero, si batte per i diritti umani, quindi è una rappresentanza importante. Destro Natale è di Marghera. Marghera è nato, vissuto, praticamente è specializzato sabbiatori, tra l'altro lui creò il primo prototipo del Mose, lui e il fratello ha fatto il primo prototipo. Conte Giulia è stata appena qua adesso, quindi l'abbiamo vista. Sbrogio Luca di Zelarino, odontotecnico, con vari studi. Di Francesco Simona di Mira, insegnante, insegna letteratura agli stranieri. Tonello Andrea Os di Carpenedo, Bernabé Alba di Mestre, settore artistico televisivo, Silvestri Matteo di Mira, operatore etico, Boscolo Giorgia di Dese, sempre Mestre, cassiera, Molina Dimitri è un metalmeccanico di Marghera, e poi c'è maschio Silvia che si dichiara disoccupata perché sono minimo 3 anni che non lavora, quindi si dichiara disoccupata ed è di Cassabioni. Poi ci sono io, mi conoscete, certo. Non dico altro, credo. Grazie, mi piace. Era giusto fare l'elenco dei candidati perché non sono mai stati presentati. Grazie, benissimo. Grazie a voi. Grazie Giovanni. Nicola D'Alio. Ben arrivato. Buonasera. Prego. Buonasera. Inizio. Sì. Buonasera, sono Nicola D'Alio, candidato alla municipalità di Mestre Carpenedo come consigliere, di cui scheda rosa. Sono nella lista del Partito Democratico, una lista in cui ci sono donne e uomini che riescono a mettere insieme elementi di rinnovamento ma anche competenze consolidate sul territorio. E come lista del Partito Democratico sosteniamo come candidata a presidente alla municipalità di Mestre Carpenedo Marisa Croarin, insegnante da poco in pensione, per cui conosce il mondo dei giovani e delle famiglie, molto competente per quanto riguarda politiche sociali e sanitarie. Io sono un consigliere uscente, nel senso ho già fatto un mandato di 5 anni in municipalità di Mestre Carpenedo, in cui mi sono occupato di politiche culturali, sociali e anche temi ambientali, soprattutto legati ad esempio al Parco San Giuliano. Sono stati 5 anni di barricate, perché il sindaco Brugnaro ha tolto le deleghe alle municipalità, le spogliate delle loro funzioni, per nessun motivo apparente se non forse togliere in qualche modo l'impiccio di chi poteva avere una voce contraria a quella del sindaco. Invece oggi serve più municipalità, serve maggiore importanza e maggiori funzioni per l'ente amministrativo più vicino al territorio, soprattutto in questo momento di crisi sociale e sanitaria legato alla pandemia che ci ha colpito negli ultimi mesi.
e serve una municipalità, un ente amministrativo vicino al territorio che sappia gestire in maniera sostenibile e coesa lo sviluppo del territorio, a partire da alcuni principi più importanti e situazioni fondamentali. Innanzitutto Parco San Giuliano, va rilanciato il progetto del parco, va restituito nella sua interezza ai cittadini, a chi lo frequenta, deve essere superata la gestione fatta dal sindaco Brugnaro, e le attività produttive devono essere spostate in una zona più consona e quindi ridare pieno sviluppo al parco nella sua interezza. E poi c'è la questione dell'area dell'ex ospedale Umberto I, serve un percorso partecipato con i cittadini, non basta un rendering presentato a 3 giorni dalle elezioni tra sindaco e proprietà privata, ma soprattutto per la nostra città, per Mestre in particolare, serve un investimento sulle politiche sociali che sono state azzoppate dal sindaco Brugnaro in questi anni, serve sostegno alle famiglie e a quelle forme di marginalità che rischiano di diventare vittime della criminalità organizzata. Mestre è diventata capitale dello spaccio e delle overdose negli ultimi 5 anni, per cui serve un investimento sulle politiche sociali, sugli operatori di strada che intervengono sul territorio a fianco alla polizia e alle forze dell'ordine. Grazie, Nicola D'Allio, Municipalità Mestre Campioneta. Bellissimo, grazie. Paolo Perlasca. Buonasera, ben arrivato, prego. Salve, io sono Paolo Perlasca, sono candidato per Venezia Verde Progressista e cercherò di portare in Consiglio Comunale la mia esperienza come dottore forestale, come naturalista. Ho lavorato per molti anni col WWF e anche nel campo civico, insomma, e penso che le tematiche ambientali siano temi centrali che dovranno essere affrontati nei prossimi anni, anche perché pensiamo che tutto il Comune di Venezia è a livello del mare, e per cui non è un tema che riguarda tra l'altro solo la laguna e i litorali, ma riguarda anche tutta la terraferma, e quindi è importante proteggere le parti importanti del nostro territorio, anche a Mestre, per esempio i boschi, i fiumi, aree umide, ma è importante anche cercare di capire quali possono essere le azioni che un comune può mettere in campo per creare delle opportunità di lavoro, di green economy. Pensiamo tutto allo sviluppo dell'area industriale di Porto Marghera. Sappiamo che è previsto un centro di ricerca sui cambiamenti climatici proprio a Venezia, per cui tutta la ricerca e l'innovazione può portare il lavoro qualificato proprio a Venezia, anche a Mestre e anche appunto a Marghera, che potrebbero garantire un futuro pulito a questa città e tra l'altro potrebbero aprire delle opportunità veramente importanti anche di lavoro a tutti, soprattutto per i giovani. Mi piacerebbe poi un'altra cosa, che il comune fosse più vicino ai cittadini. È fondamentale recuperare la funzione di decentramento, quindi le municipalità, ridare potere alle municipalità, ma soprattutto più che potere, ridare funzioni, quindi ridare delle deleghe importanti sulla cultura, sullo sport, sul sociale, sulle piccole manutenzioni, e cercare quindi di avvicinare il comune più ai cittadini. L'altro aspetto è, secondo me, bisogna cercare di garantire una maggior partecipazione democratica alle decisioni. Il cittadino non deve essere solo uno spettatore, ma può contribuire a migliorare questa città, anche a Mestre, e per cui pensiamo che sia fondamentale, attraverso ovviamente adeguati strumenti e forme di partecipazione, che ci sia una maggiore interazione tra il comune, la municipalità e i cittadini. Ultima cosa, penso che sia molto importante, si è parlato dell'uomo solo al comando. Pensiamo che una città complessa come Venezia e anche Mestre debba essere governata non da un uomo solo al comando, ma da una squadra, che è una cosa completamente diversa. Michael Jordan, uno dei più famosi giocatori di basket, anzi forse il più famoso giocatore di basket, diceva che con il talento si possono vincere 1, 2, 3 partite, ma con un lavoro di squadra invece si vince un campionato. Il prossimo campionato durerà 5 anni, per cui pensiamo che sia fondamentale che ci sia un importante lavoro di squadra. Grazie. Molte grazie. Bene. Egidio Bertaggia. Buonasera, ben arrivato. Sì, sì, siamo sempre pronti. Grazie. Buonasera,
Sono Egidio Bertaggia, faccio parte della lista civica Venezia Tua, componente di Più Europa all'interno della civica stessa. Io sono candidato sia per il comune che per la municipalità e anche per la regione. Mi sono candidato, la mia esperienza professionale arriva dal mondo della comunicazione, ho fatto il dirigente editoriale per molti anni e mi sono candidato per la prima volta perché ho sentito l'esigenza di dare un contributo dall'interno delle istituzioni piuttosto che lamentarmi dall'esterno. Questo è molto importante perché ho visto le città che compongono il comune, città che io amo la gente che ci vive. Sono cresciuto vivendo un po' a Marghera, un po' a Mestre, un po' a Venezia, quindi ho visto un po' tutte le realtà e devo dire che la violenza che ho visto esercitare su queste città, in particolar modo su Venezia, in questi 5 anni è una cosa che non può lasciare indifferenti e soprattutto non può permettere il fatto di rimanere fermi a guardare. Non approvo nulla di quello che è stato fatto in questi 5 anni. Sì, magari le asfaltature va bene, così per qualche mese si può correre meglio, ma per tutto il resto non approvo nulla perché è stato fatto nulla. Ero anche un po' preoccupato perché adesso il candidato sindaco di fatto rappresenta ufficialmente la destra e quindi anche questa cosa mi preoccupa perché vedo che il sistema di propaganda con cui si è fatta questa campagna elettorale assomiglia molto a certe campagne che ho visto fare in Sud America. Io ho frequentato Sud America per motivi professionali e ho visto che certa deriva democratica arriva anche con questi modi di far contente le persone attraverso cose effimere, ma perdere dei contenuti nei diritti e in quelle che sono le cose per cui la gente tutti i giorni ha bisogno. Quindi spero di ricevere qualche consenso in termini di voti, ma soprattutto per me questo non è la fine di una campagna elettorale, ma è l'inizio dei prossimi 5 anni in cui saremo assolutamente attenti a non lasciare la città in mano a nessuno e a controllare, se vinciamo la vogliamo governare bene con il programma di Pierpaolo Baretta e se invece non dovessimo vincere sfortunatamente non molleremo l'osso perché secondo me la presenza per la democrazia è quella di esserci e quindi io credo che con questo faccio un augurio a tutti comunque quelli che hanno partecipato a questa importante campagna elettorale. Quindi chi dà il suo voto? Votate Bertaggia sia nella scheda del comune che in quella della municipalità e per chi vuole anche nella scheda per la regione. Benissimo. Grazie a voi. Grazie. Roberto Quintavalle. Buonasera, benvenuto. Prego. Buonasera. Grazie. Buonasera a tutti, sono Roberto Quintavalle, candidato nella municipalità di Faro Veneto con Venezia e Tua per Baretta sindaco. E questa sera è, diciamo, come per tutti, è il mio intervento conclusivo, dato che ho avuto modo fortunatamente di avere diverse tribune per farlo. Ribadisco che per quanto riguarda le municipalità, la partita che si sta giocando in queste ultime ore è molto importante perché non dimentichiamo che la nomenclatura che ha governato Venezia per 5 anni e che vorrebbe ritornare a tale potere ha dei disegni molto precisi per quanto riguarda le municipalità e qua dobbiamo stare molto attenti perché la municipalità per la giunta Bugnaro diventerà sempre più un impiccio, un mero strumento para-amministrativo di cui tutti noi dobbiamo vigilare e tutelare, perché le municipalità sono importanti, sono fondamentali per l'architettura democratica di un comune. Questo è un comune di 250.000 abitanti e passa, ha 6 municipalità che devono essere rispettate e ritornare con la propria autonomia decisionale per quanto riguarda progetti e soprattutto denaro da investire. Il sottoscritto combatte per questo, fa attività politica perché il discorso sulle municipalità deve proseguire. Per Paolo Baretta
e ho scelto chiaramente di appoggiarlo perché è molto suggestionato da questo tema, e pertanto io che sono di Favaro Veneto, che è tra l'altro una municipalità che è in mano alla giunta comunale tuttora in auge, sta facendo la sua campagna elettorale con i suoi compagni di viaggio per cercare di cambiare le cose a Favaro, dato che deve tornare l'autonomia decisionale a Favaro, deve tornare un certo tipo di politica a Favaro per quanto riguarda la sicurezza. Non dimentichiamo che Favaro è una municipalità molto importante perché ha il terzo aeroporto d'Italia, ha il casino americano più importante d'Italia, ha un tessuto socio-economico molto preciso, molto circostanziato e conosciuto. Pertanto la novità in politica per quanto riguarda la mia municipalità deve essere il cambiamento, deve essere un nuovo tipo di pensiero per Favaro, non lasciarli in mano per altri 5 anni a degli yes men, ma riconsegnarli ai cittadini di Favaro, Dese, Tessera, Canoghera e Campalto. Pertanto votate Roberto Quintavalle, Venezia è tua, municipalità di Favaro, per Baretta sindaco. Grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Molto gentile. Stiamo arrivando alla fine e io chiamo Claudio Sensini, ben arrivato, prego. Buonasera a tutte e a tutti, sono Claudio Sensini, sono candidato al Comune di Venezia e alle municipalità di Chirignago Zelarino e di Mestre Carpenedo per la lista per Mestre Venezia, Ecologia e Solidarietà, che va in coalizione in appoggio al candidato sindaco Giovanni Andrea Martini. La nostra lista è l'unica del panorama politico che si pone prevalentemente di porre l'accento sui problemi della terraferma, che non sono solo i problemi di viabilità, ma soprattutto problemi di recupero dell'entità storica della terraferma, che attualmente è stata abbastanza tenuta sotto sonno. Noi ci siamo impegnati già da ora, per esempio sul discorso della vecchia posta e del recupero dell'edificio della vecchia posta che è qua in Piazza Barche, sul discorso dell'area dell'ex Umberto I, dove Brugnaro ha recentemente pubblicato lui un master plan, lui che non è il proprietario dell'area ufficialmente, il master plan degli edifici che vorrebbe costruire, sul discorso del recupero dell'area del Parco di San Giuliano, dove sono insediate aziende della logistica in immobili dichiarati abusivi da tempo, su quali pende un'ordinanza di demolizione mai eseguita dal Comune, e per questo l'associazione Amici del Parco ha anche fatto un esposto alla magistratura. Queste sono le situazioni principali. Il nostro progetto prevede soprattutto l'istituzione del Parco del Marzenero. Il Marzenero è un piccolo fiume, però è un fiume di pianura, un fiume di risorgiva, con l'acqua particolarmente pura alla sorgente, che attraversa tutta l'area urbana di Mestre della terraferma. Quindi la nostra presenza nelle municipalità di Chirignago Zelarino e di Mestre Carpenedo è proprio funzionale a questo, perché sono le municipalità che sono attraversate dal fiume Marzenero. L'istituzione del parco comporterebbe il vincolo dei terreni sulle sponde, non solo sulle rive dirette ma anche nell'entroterra, e quindi il divieto di costruire e di cambiare l'uso degli edifici esistenti. Questa è la situazione. Noi però non tralasciamo i problemi di Venezia che tutti conoscono e che per noi sono importanti anche perché coinvolgono lo stesso la terraferma. Io non invito a votare per me, invito a votare la nostra lista e invito a votare il nostro candidato sindaco e invito a votare le nostre due liste di municipalità. Grazie Claudio, benissimo. Bene, abbiamo iniziato con una donna, finiamo con una donna e quindi di questo sono particolarmente contenta. Abbiamo Anna Culotta, prego. Buonasera. Buonasera, ben arrivata. Buonasera a tutti. Allora, io mi chiamo Culotta Anna, sono nata a Roro e vivo da sempre qua a Mestre, conosco benissimo la nostra municipalità di Mestre e mi candido per la municipalità di Mestre Carpenedo qua in Mestre appunto. E io sono una ragazza disabile e mi sto candidando con la lista della Lega, lista Soldini Lega Zaia.
il mio programma sarà differente da tutta un'altra serie di persone anche all'interno della mia lista. Io contribuirò anche con i candidati della mia lista ovviamente, però nel mio programma metto principalmente impegno su quello che è la tematica del sociale, della disabilità e degli anziani qua nel nostro territorio. Per quanto mi riguarda è importante dare valore anche alle persone, non considerarle numeri, ma considerarle appunto persone e che i loro diritti vengano rispettati in tutte le loro forme, che sia la pensione, che sia la sanità, che sia tutto. Qua a Mestre purtroppo siamo carenti da diverse municipalità precedenti dove non ha nessuno valorizzato anche il discorso appunto di quello che è veramente le persone anche a livello stradale e di tante altre cose. Per me è importante per esempio che una persona anziana non si inciampi, si faccia male, non debba fare denuncia al comune perché appunto si faccia male o un disabile non abbia modo di poter camminare per strada anche con la carrozzina o altre cose. Per me queste sono cose importanti, ma non solo queste, ovviamente come stavo citando prima, per me è importante anche la salute. Io spero di riuscire a fare il mio nel piccolo anche qualcosa a livello sanitario, di garantire ai ragazzi disabili, anche alla gente anziana, magari quel poco, quel piccolo che serve proprio a livello di salute, anche di assistenza proprio che serve a loro quotidianamente. Sta essendo un'impresa un po' ardua, però per me è importante appunto che ognuno abbia la possibilità di vivere la propria vita abbastanza serenamente, sia in ambito lavorativo che sanitario, che tutto, quindi appunto per me è importante dar voce alle persone, considerare le persone, considerarle tutte quante importanti e soprattutto appunto in questo momento di difficoltà che stiamo vivendo nel nostro paese a livello appunto anche economico ma anche di tutto quanto il resto, per me è importante dare importanza appunto anche nelle piccole cose, alle associazioni, quelle di disabilità e anche degli anziani, basta pensare Mi inserisco perché mi fa... Certo. L'argomento è molto sentito e vorremmo spiace. regalarti un paio di minuti ancora. Grazie. No, è che appunto per me questo è importante. Dopo non so voi cosa, magari avete qualche domanda, qualcosa volete domandarmi? Beh, diciamo che adesso con questo problema del reinserimento a scuola dei bambini disabili mi pare che ci siano dei problemi perché per mancanza di insegnanti. Io questo appunto è uno dei vari temi che appunto a me preme anche questo, perché io in materia di disabilità mi sono informata da tanti anni su quello che è magari il discorso i diritti proprio delle persone disabili, proprio anche con le ultime leggi che hanno fatto di riforme. Però il tema della scuola purtroppo non sono proprio così tanto informata, però spero che il governo, se ce lo permette, di avere anche a livello locale, appunto, dia possibilità anche alla municipalità di far fronte anche in questo tema qua, appunto della disabilità, che è importante, perché appunto ovviamente la municipalità ha tanti aspetti da considerare, che è la sicurezza stradale. La sicurezza stradale ovviamente non è solo il discorso incidenti o cose varie, ma anche il discorso appunto con l'immigrazione, della gente che appunto spaccia o cos'altro. Certo. Ma ci sono appunto tanti temi che la municipalità purtroppo deve affrontare anche per dare aiuto del cittadino, delle persone. Quindi insomma diciamo che con la sua sensibilità io spero perché io adesso nulla toglie da tutti gli altri partiti, perché ognuno sta facendo la sua campagna elettorale per quello che crede, per quello che appunto crede anche di riuscire a fare nelle sue capacità, nelle loro competenze. Io nella mia capacità, ovviamente, nella mia competenza
di disabile, anche di segretaria amministrativa al Tribunale di Venezia, non è che ho chissà queste grandi appunto conoscenze, però la mia conoscenza anche del mio vissuto e anche del vissuto di tante altre mie persone che conosco personalmente e che negli anni ho conosciuto anche proprio qua nella città, nella municipalità, che quella disabilità la vivono in maniera diversa, alcuni con impegno, alcuni con sofferenza, perché per loro la disabilità non è una cosa semplice da affrontare, anche da accettare come cosa, perché soprattutto anche perché magari uno pensa che la disabilità è solo chi è in carrozzina, purtroppo, ma nell'immaginario collettivo abbiamo questa immagine qua di disabilità, però purtroppo la disabilità è tante cose. E nella disabilità anche non bisogna dimenticare chi è disabile, anche che è anziano soprattutto, perché chi ha un'anzianità e in più ha una disabilità non voluta perché viene magari dall'anzianità o anche da altre cose, ovviamente bisogna aver cura, e questo ovviamente è una cosa che non tutti magari hanno la sensibilità, ma anche la comprensione di capire l'altra persona. Io penso anche che sì, mi fa piacere che andiamo un po' oltre anche con i minuti, quindi il nostro programma, diciamo, è finito il nostro pomeriggio, dunque credo che in questa, ecco per esempio, che prima si discuteva anche con Laura, penso che in questa campagna elettorale qui si sia discusso poco, per esempio, di questo argomento, ai quali noi siamo molto vicini. Sinceramente io ho un caso in famiglia, quindi questo mi spiace, ma ne sono vicino. Mio cugino è un non udente e dunque so cosa significa e so quali sono tutti i problemi, insomma, no? Il fatto di non come dicevo prima, dicevo che appunto il discorso sociale è tutto quanto, tutto tondo, purtroppo non è sentito tanto dalla gente, perché noi abbiamo un'educazione proprio anche come popolo del sociale, di rispettare la persona che abbiamo davanti, non è che ce l'abbiamo tanto come popolo. Abbiamo il discorso sempre che consideriamo diverso, no? È diverso su tutta una serie di cose. Io ho due figli giovani e alle volte mi stupisco perché i giovani ci stupiscono perché hanno un'educazione, proprio perché chi è venuto da una famiglia appunto con educazione che educa il rispetto, ma tutto questo, e i giovani adesso appunto chi viene educato così viene educato anche ad interessarsi al sociale, interessarsi anche alla politica. Infatti mi sono stupita anch'io quest'anno che ho visto tanti ragazzi, si vede che appunto si sta riscoprendo tutto questo valore del rispetto e anche dell'interessarsi al prossimo, in senso proprio universale, non solo proprio il discorso di chi ha bisogno. Perché se c'è gente che si interessa anche alla politica, vuol dire che ci si interessa anche alle cose. Allora in questa speranza, diciamo così, e anche con questa testimonianza, purtroppo dobbiamo chiudere l'argomento, però ci hai dato anche un spunto di riflessione, nel senso che noi affrontiamo tante tematiche che ci toccano anche da vicino, naturalmente, come un problema di questo. Spero di essere stata esauriente, lo faremo poi anche per chi ha seguito, spero di essere stata sicura. Più che esauriente. Grazie allora. Arrivederci. Ci lascio in condivisione con tutte le notizie. Grazie mille, io purtroppo vi devo abbandonare. Grazie Anna, sai. Andrea la aiuta. Benissimo, grazie molte. Arrivederci. Bene, allora mi risiedo sulla mia prima poltrona, quella grigia. Abbiamo quindi terminato qui, abbiamo avuto tantissima partecipazione e sono venuti tanti candidati alla municipalità e al consiglio comunale. Abbiamo sentito tante idee nuove e abbiamo, diciamo, potremmo anche racchiudere gli argomenti
in alcuni punti focali, che sono il verde, quindi qualche cosa legato anche al parco di San Giuliano, al suo futuro, al suo fine, che da parte di molti, diciamo, è stato, a loro parere, ultimamente non consono a quello che era stato previsto dall'inizio. C'è un problema sociale che bisogna assolutamente affrontare. C'è il problema, come abbiamo sempre sostenuto noi, il problema dello sviluppo economico della città, e quindi attività produttive, commercio da sostenere. C'è il discorso della sicurezza, che bene o male tutti quanti hanno toccato, parlando non soltanto di repressione ma anche di un disegno della città che coinvolga tutti e che quindi possa poi svilupparsi in una città più sicura, più a misura d'uomo. E quindi insomma gli argomenti sono stati tanti, abbiamo visto molto entusiasmo e di questo siamo contenti, e siamo soprattutto orgogliosi di aver potuto dare voce a queste 50 persone che diversamente non avrebbero avuto possibilità di esprimersi. Il tempo non è stato molto per ciascuno, però hanno detto il massimo che potessero dire, e quindi noi siamo contenti. E adesso non ci resta che raccomandare, come dicevamo, di andare a votare. Quindi sicuramente scegliete un orario magari più libero, perché naturalmente col discorso del Covid, dei problemi dell'assembramento ci saranno magari delle code, però non tornate a casa anche se ci saranno delle code, magari scegliete, siccome si vota fino a tardi e si comincia presto la mattina, scegliete un momento più tranquillo, però non tornate a casa. Fate il vostro dovere, dobbiamo farlo tutti, e quindi questo è sicuramente da fare. Il secondo discorso da sottolineare è quello della preferenza, quindi come dicevamo prima, il nome del sindaco deve essere soltanto uno e non due. Il nome del sindaco uno, si può scegliere la lista di sostegno anche a un altro sindaco, ma comunque deve essere soltanto uno il candidato sindaco da scegliere. Le preferenze possono essere date nel numero di 2, maschio e femmina, non 2 maschi e non 2 femmine, perché sennò il primo soltanto sarà valido. Ripeto, se invece verranno assegnati 2 nomi di sindaco diversi, la scheda sarà nulla, quindi né l'uno né l'altro riceverà il voto. Nel momento in cui si farà un voto disgiunto, quindi scegliendo un candidato sindaco X e scegliendo la lista di un altro candidato sindaco, il voto verrà attribuito a tutti e 2. Quindi al primo, su cui si sarà fatta la barra, e al secondo perché sarà sostenuto da quello della lista scelta. Ecco, l'aspetto sanitario che dicevamo prima, quindi mascherine sicuramente, guanti se possibile, o comunque pulirsi le mani sia prima che dopo, perché naturalmente la matita e poi l'ambiente sarà frequentato da moltissime persone. Portate pazienza. E noi intanto siamo qui, stiamo finendo. Vorrei che magari Alessandro, se c'è ancora Massimo, venissero a salutare per ora un'ultima volta, ma tanto poi ci rivedremo. Andrea, se vuoi venire anche tu, così siamo, come diceva qualcuno, tutti insieme appassionatamente. Così qua. Ecco. Siamo tutti qua, io sto in piedi, che così. Ecco, così non ci contagiamo, che siamo tutti cattivissimi. Io sono piccolo. Tu sei piccolo, sì. Sei più piccolino, ti puoi inginocchiare se vuoi. Ecco, allora un ultimo saluto dai nostri squisiti ospiti. Bene, buona serata a tutti e grazie di averci seguito. È stato, penso, anzi ne sono sicuro, un bellissimo appuntamento dove c'è stata la possibilità di capire, di vedere, di sentire e quindi di prendere la decisione più corretta. Quindi buona serata a tutti e buon voto. Saluto anch'io, tutti quanti ovviamente. Voglio nuovamente ringraziare tutto lo staff di Mestre Mia, e a partire dalla splendida Maria Laura Taccini, da Andrea Sperandio e ovviamente tutti quanti, da Sabrina, Alberto
Francesco. Ovviamente Francesco Brunello, il nostro regista, insostituibile, e io nominerei anche la nostra animatrice Roberta. Io do un saluto anch'io a tutti, mi unisco al vostro e ringrazio nuovamente pubblicamente, ci tengo a ringraziarvi tantissimo per quello che avete fatto. L'abbiamo fatto molto volentieri. Tra l'altro un grazie anche alle signore sia Maida che Arianna. infatti, che io ho salutato. Effettivamente venite tutte qui. Effettivamente ci hanno sì. nel sottobosco, diciamo, tutta la parte logistica e anche perché i nostri famosi rifreschini così ci hanno aiutato anche a questo e quindi siamo conosciuti ed è stato, vedi che bello però quando si fanno le cose con allegria, con amore, con passione, ci si relaziona e si diventa poi amici. Esatto. Sì, quindi c'è poco da fare, dobbiamo andare a ballottaggio perché sennò ci vediamo. Quindi l'appuntamento è il ballottaggio. No, veramente, adesso a parte tutto. Ma si è creata una bellissima squadra, una bellissima bellissimo spirito poi. Sì. E lo vedi nelle piccole cose, no? Per esempio, uno dice quali? Ecco, quello che dopo 5 minuti che io sono arrivato, arriva Massimo che mi porta il caffè, perché state lì. Questo è un vizio. Sono piccolezze, no? Però danno l'idea di significato. Ma io aggiungerei, io ringrazio loro perché sono tutti veramente di un'estrema semplicità e direi venite nel loro negozio perché oltre che essere molto, molto accogliente, molto bello, con cose molto di stile, di alto design, hanno un'estrema professionalità e sono persone molto, molto gentili, molto simpatiche. Grazie. Mi sono scordato, vorrei salutare la nostra vicepresidente Lucia Cavasin che non poteva essere qui. Scusa. Ciao Lucia, abbiamo fatto noi Lucia. tutto per te, anche per te, anche per Sabina, per tutti quanti, È per una Maestra cosa, mia. e la nostra mascotte, la Giada. Giada saluta. Saluta. Vinca il migliore, mi raccomando andate a votare. Ciao a tutti. Grazie. Galeotto,